Iniziamo la sessione pomeridiana della seconda giornata di Dies de Vesta e parliamo questa volta di ambiente e di territorio insieme a diversi esponenti di vari comitati locali e insieme al rappresentante del nostro Lab Energia di Progress. Prima di presentarli e dare avvio al nostro dibattito, però volevo chiedere ai nostri amici dell'Associazione Artisti Fuori Posto, e in particolare Alessandro Pani, di presentarci un video simpatico che adesso avremo l'onore di vedere. Grazie. Buonasera a tutti, intanto grazie dell'invito che siamo stati molto lieti di accogliere. Allora, questo filmato che vedrete è un filmato che c'era stato richiesto dal Festival delle Terre, che è un festival internazionale sulla biodiversità e sull'ecosostenibilità, ed era stato chiesto a cornice della presentazione del libro di Carlo Porcedda, Lo sa il vento, che credo insomma conosciate tutti, proprio per creare, diciamo, un momento di distensione. L'idea di questo video ci tenevamo a specificarla perché parte in realtà nel 2011, quando Fiordalisi, se non sbaglio, ordinò, diciamo, l'inchiesta sulla cosiddetta sindrome di Quirra. Nel 2012 poi arrivò il parere, se non sbaglio, della relazione del Senato che chiedeva la chiusura dei poligoni di Teulade e Capofrasca, giusto? E la conversione del poligono di Quirra invece in un centro di ricerca, diciamo. Esatto. Nel 2008 invece venne fatta un'intervista al generale Molteni, che era il generale in capo al poligono di Quirra, all'interno della quale gli vennero poste delle domande. Lui dichiarò che nessuna arma nociva, nessun elemento radioattivo era stato utilizzato nelle sperimentazioni. Poi a telecamere spente, questa era l'intervista di una TV svizzera, non so se si chiamasse RTSI mi pare, lui dichiarò che, credendo la telecamera spenta, invece la telecamera stava ancora andando in registrazione, lui disse che il problema della sindrome di Quirra non c'era, in realtà le malformazioni erano dovute al fatto che i sardi in quella zona si accoppiavano tra consanguinei, e la prova di questo fatto era data dal fatto che si chiamavano tutti Lai e Carta, secondo lui. Quello era un elemento proprio empirico che provava questa cosa. Quindi noi abbiamo raccolto un po' tutte queste cose e abbiamo creato una sorta di video pubblicitario in cui il poligono di Quirra, nel tentativo di riconversione, cerca di proprio convertire quella che è la sua immagine, facendo proprio un vero e proprio spot da YouTubers. Questo è quanto. Adesso vi lascio la visione e vi ringrazio ancora. Grazie. È ufficiale! Al poligono sono iniziate le operazioni di smantellamento. Tutte le armi convenzionali e tutt'altro che nocive non potranno più essere testate a causa delle malelingue e delle chiacchiere di vicinato. Come il caso del missile Big Sinex, che nella deflagrazione avrebbe neutralizzato i nemici e, grazie alle sue proprietà balsamiche, avrebbe liberato i civili dalla rinite allergica. O il proiettile Fluental, un'arma gentile, in grado di sottomettere il nemico guarendolo dalla febbre assassina. Ma, purtroppo, niente di tutto questo vedrà mai la luce del sole. Noi, l'armata del poligono sperimentale più grande d'Europa, non staremo con le mani in mano. Da anni la nostra presenza nell'area ha contribuito alla salvaguardia del territorio, che altrimenti sarebbe caduto vittima del turismo più selvaggio. Ma in questa lotta non siamo da soli. La nostra intelligence ha dato il via alla ricerca assistita, dove anche voi privati cittadini potrete dare una mano e contribuire al progresso della comunità.
Alcune sedicenti ricerche avrebbero insinuato che durante l'esplosione dei nostri ordigni si liberano nell'aria delle nanoparticelle, altamente nocive e altrettanto cancerogene. Ma l'unica cosa che esplode qui sono i nostri ragazzi, che scoppiano di salute. Loro continueranno a combattere per la tua terra. Tu invece, che fai? Finito? Non dovremmo parlare dell'agnello a due teste? Della malformazione dei bambini? Potrebbe essere controproducente per la promozione. Dovremmo dire come stanno veramente le cose. Altro che uranio. Vero soldato? Signore, giusto signore! Riposo soldato. Stai calmo. Generale, lei non può dire in giro che la causa delle malformazioni sia il fatto che i sardi si accoppiano tra consanguinei. È una bugia. Lei crede? Soldato lei! Com'era il vostro detto? Signore, chi non conta parenti, non conta niente, signore! Che ridere! Soldato lei, com'era il vostro? Signore, tra frari e sorreste se me lo festa, signore! Questa era la migliore! Generale, stiamo ancora riprendendo. Armata del poligono, per un mondo che funziona. E da oggi l'armata del poligono è anche su Facebook. Clicca mi piace. Complimenti agli artisti fuori posto. Studa. Tutte le armi convenzionali, Vabbè. non potranno più essere testate a causa. Eccoci. Allora, iniziamo questo dibattito. Innanzitutto vi presento i nostri relatori. Alla mia destra ho Tore Tedde, che oltre a essere il coordinatore regionale di Progress Nuoro è anche membro esponente del comitato Non Bruciamoci il Futuro di Macomer. Abbiamo Daniela Concas, coordinatrice della regione del Mediocampidano di Progress e esponente del comitato Notrivelle in Sardegna del Campidano stesso. Antonio Meloni, che rappresenta qua l'Hub Energia di Progress, e in collegamento via Skype abbiamo Paolo Piras, nostro attivista di Progress di Sterrum, che è ex segretario, che ci parlerà del comitato No Progetto Eleonora di Arborea, di cui è stato esponente di spicco, diciamo. Il titolo del nostro dibattito parla di Marcia della Terra, la Marcia della Terra di Progress, che ha avuto inizio circa a marzo del 2013, quando abbiamo deciso di fare la nostra Marcia della Terra ad Arborea, ricordando quella che era la Marcia del Sale di Gandhi, che proprio a marzo ricorre il suo anniversario. La Marcia del Sale ha visto migliaia di indiani marciare per tutta l'India per 24 giorni per contrastare quelle che erano le tasse dell'impero britannico di allora, che stava mandando in ginocchio il popolo indiano. Fecero appunto questa marcia di 24 giorni fino ad arrivare al punto dove appunto veniva preso il sale indiano, e ognuno di loro prese in mano un pugno di sale come
simbolo di rivendicare il proprio diritto di autogestire le risorse del proprio popolo. E questo volevamo fare noi. Abbiamo iniziato a Arborea a marzo, poi abbiamo chiamato tutti i sardi per rivederci ad aprile, sempre a Arborea, con il proprio pugno di terra da tutta la Sardegna. Arrivarono centinaia di sardi a tutta la Sardegna, fu un momento veramente direi emozionante, perché vedere tutti quei sardi che tenevano in mano il proprio sacchetto con scritto il proprio comune, da dove arrivava quella terra, e unirle in uno stesso vaso dove abbiamo piantato un albero come simbolo di quali sono le risorse che vogliamo nella nostra isola. Da allora la marcia della terra di Progress è continuata, non si è fermata solo a Arborea, ma è andata a affiancare, diciamo così, i cittadini e le comunità della Sardegna dove c'erano situazioni di questo tipo, sia di qualche energia esterna che volesse prendere in mano alle risorse di quelle comunità contro il volere della stessa comunità. Ho virgolettato l'affiancare perché in realtà non è un affiancamento. Progress non è che si affianca ai comitati, Progress è formata da cittadini sardi che tengono a questa terra e al suo futuro, e per questo sono quelle stesse persone che fanno parte di Progress e che fanno parte dei comitati, proprio con questa intenzione. Quindi noi non siamo un'entità astratta che si affianca a dei comitati nelle località, noi siamo i comitati nelle località. Non mi dilungo oltre, ma lascio appunto la parola a chi ci spiegherà meglio le varie esperienze. La prima appunto è Tore Tede, che ci parla del comitato Non Bruciamoci il Futuro a Macomer e ci parla della correlazione tra rifiuti, servitù militari, lavoro ed economia. Grazie Ilaria e grazie a tutti voi che state lavorando, in particolar modo anche alla logistica di questa festa che, ripeto, so che assorbe molte energie anche fisiche. Il tema di cui parleremo adesso nella prossima mezz'oretta, insomma nella prossima ora, è un tema che, un po' come tutti i dibattiti che sono in programma in questi 2 giorni di Dies de Vesta, sono tutti correlati, sono tutti strettamente correlati. Stamattina seguivo il dibattito sull'economia, le start-up, la finanza, eccetera, e ogni intervento mi aggiungeva spunti un po' a tutti gli argomenti, ma principalmente alla ragione principale del mio essere indipendentista, nel senso che ora davo uno sguardo al titolo, diciamo, del nostro dibattito, no? La lunga marcia per la terra, comitati, gruppi, associazioni a difesa della nostra terra. Il nostro, come dire, la ragion d'essere di noi indipendentisti e di Progress in particolare, che è un partito che nasce con l'imprinting dell'indipendentismo democratico cosiddetto, moderno e democratico, e trova la sua ragione principale, la difesa della nostra terra. Noi, il nostro essere indipendentisti parte proprio da questa cosa, noi partiamo da lì. La terra, anche lo spettacolo dei Medas, era una sorta di inno proprio alla madre, la grande madre, e la nostra grande madre è la nostra terra, quindi il territorio, quindi il mare, il cielo, le montagne, i pascoli, i laghi, le lagune, tutto quello che fa parte di questo piccolo continente nella quale abbiamo avuto, per quanto ci riguarda, la fortuna di nascere e che vorremmo contribuire a migliorare possibilmente. Quindi in questo contesto per un indipendentista era normale concorrere
ancora prima di sentirsi indipendentista, concorrere a sentirsi custode, diciamo, della terra in cui siamo nati e nella quale viviamo. La mia esperienza è un'esperienza, diciamo, un'esperienza dentro l'esperienza, nel senso che curarsi di questi aspetti in un territorio come quello del Marghine e quello del Nuorese in generale vuol dire scontrarsi in particolare con una contraddizione. Nell'immaginario anche di noi sardi stessi, le cosiddette zone interne, bruttissima parola che rifiutiamo dal nostro lessico, però le cosiddette zone interne, quindi la provincia di Nuoro, la nostra zona del Marghine, eccetera, Sugabu e Susu, Sugabu e Mesu, diciamo, ecco, sono viste come il territorio più incontaminato, no? Perché dovrebbero essere un posto dove non ci sono grandi concentrazioni urbane, un posto dove l'unica industria pesante di un certo rilievo era quella di Ottana, ma è chiusa ormai, è quasi dimenticata, resta la ciminiera della centrale di Clivati, e poi sembrerebbe che sostanzialmente l'impatto dell'industrializzazione non ci sia stato, e di contro se non c'è industrializzazione non c'è, come dire, problema per il territorio. Purtroppo non è così, abbiamo scoperto recentemente che il problema non è avere ciminiere in funzione o avere capannoni industriali per dire che il tuo territorio è sano, eccetera, eccetera, eccetera. E lo abbiamo scoperto dovendoci mettere le mani su questa. Io faccio un primo intervento, cercherò di essere sintetico, perché voglio focalizzare, poi Daniela e Antonio approfondiranno altri aspetti, però io volevo portare all'attenzione il fatto che oggi i problemi cosiddetti della difesa del territorio, che sembrano essere problemi per ambientalisti, no? Normalmente chi oggi è nei comitati, chi vive dentro, crea, costituisce o anima associazioni dei cittadini, sono tutti definiti indistintamente, sono ambientalisti, sono quasi sempre quelli della sindrome NIMBY, l'importante quelli del no a prescindere, quelli ma di che cosa dobbiamo campare solo di aria, dobbiamo campare solo di pascoli, dobbiamo campare di margheritine, eccetera, eccetera, eccetera. E non è così, nel senso che è un problema, questo non è un problema, è un problema politico, nel senso che noi, la difficoltà più grossa che io ho incontrato in questi ultimi 3-4 anni, che sono gli anni in cui è coinciso il mio impegno sia come indipendentista e come diciamo, attivista di Progress, e sia anche come cittadino impegnato nei comitati, appunto. Noi abbiamo creato a Macomer il comitato Non bruciamoci il futuro intorno al problema appunto dell'inceneritore. E lì mi sono reso conto che ci sono diverse sensibilità, nel senso che una parte, i cosiddetti ambientalisti di provenienza, nel senso che chi proveniva dalla Legambiente, dalla LIPU, dalle associazioni che più prettamente erano in qualche misura un po' monotematiche, no? Lavoravano su una singola branca, che era quella della difesa dell'habitat, della difesa delle specie, che so, alcune specie arboree, ripeto, gli uccelli, l'avvoltoio grifone, eccetera, eccetera, eccetera. Aveva un certo tipo di approccio rispetto alla questione, diciamo, di una servitù industriale pesante come l'inceneritore. Invece noi, indipendentisti, avevamo un approccio più a 360 gradi. E lì io mi sono reso conto del fatto che a volte bisogna fare coscienza anche assieme ai compagni di viaggio. Chiudo questa prima parte con una notazione. Voi vi ricorderete tutti quanti che nel programma elettorale di Sardegna Possibile c'erano
3 pagine belle piene dedicate al tema dell'energia, del trattamento dei rifiuti e dell'ambiente, diciamo, no? E ci furono i comitati che misero 10 domande, se vi ricordate, 10 domande ai candidati governatori. La prima a rispondere fu Michela Murgia, che rispose con un documento bello corposo dove c'erano un po' tutte le risposte alle domande, eccetera. E io ricordo che l'unica polemica che partì proprio tra i comitati e noi di Sardegna Possibile intorno a 4 righe di quella risposta di 3 fogli. Erano le 4 righe dove si diceva, lo ricorderete tutti, ancora quel documento è sicuramente in tutte le nostre carte, dove noi proponevamo che in una fase transitoria, nel momento in cui andavamo ad abbandonare tutta la produzione di energia come dire, da fossili, da fonti fossili, e spostavamo, dopo aver realizzato un piano energetico per noi nazionale, regionale in quel caso, era possibile l'idea di ricorrere al gas, però col trasporto con le navi metaniere e con la necessità di impiantare 1 o 2 rigassificatori. Dai, guai ai vinti, fummo, immediatamente sorse la polemica con i comitati dei cittadini liberi, non bruciamoci il futuro, eccetera, solo su questa cosa, per dire che è molto difficile, sono temi molto difficili sui quali è necessario davvero creare coscienza da cittadini, non è sufficiente avere coscienza ambientalista o avere anche conoscenze tecniche, è un problema che attiene proprio alla nostra missione, quello di creare coscienza di cittadini e di cittadini sardi nel nostro caso. Ecco. Grazie Tore. Lascio ora la parola a Daniela Concas, che è coordinatrice, come dicevo prima, della regione Mediocampidano di Progress, esponente in questo caso del comitato Notrivelle in Sardegna, che ci parlerà della correlazione tra le servitù energetiche e industriali e la salute e la sanità dei cittadini. Grazie Ilaria. Come già vi ha detto, sono l'esponente del comitato contro le trivellazioni in Sardegna. La nostra storia nasce diversi anni fa. Siamo nati prima come comitato Noi Gesili qua nel Mediocampidano, a seguito di un'assemblea che era stata fatta a Salluri proprio da Noi Leonora. Questo per dirvi com'è importante anche la correlazione tra le persone, il poter partecipare e rendersi consapevoli di quello che succede. Noi da là abbiamo preso consapevolezza, perché loro ci avevano informato, del fatto che c'erano delle progettazioni che riguardavano anche il nostro territorio. I Gesiliqua appunto, una era Saras e una era Geoenergy, riguardavano sia idrocarburi che geotermia. Da là abbiamo iniziato, poi siamo divenuti Notrivelle in Sardegna, abbiamo dato importanza a questo nome perché molto spesso si identificano le lotte come campanilistiche di questo o quel paese, mentre noi riteniamo che la Sardegna è la casa dei sardi e va difesa in toto. Abbiamo fatto moltissime assemblee per cercare di risvegliare appunto le coscienze, informare, perché soltanto tramite l'informazione le persone possono prendere coscienza di un problema e capire se dire un sì o un no, però un sì o un no consapevole. Quindi abbiamo fatto tantissime assemblee informative, soprattutto perché per quanto riguarda le trivellazioni ne nascevano come funghi, dico io, nel senso che tutte queste progettazioni erano IGA, Siliqua. Poi ce n'erano 4 della Tosco Geo che sono ancora in attivo e sono il progetto Villacidro, il progetto Sardara, San Gavino. Tutti questi progetti venivano praticamente mandati avanti con nessuna informazione ai comuni, nessuna informazione ai cittadini, perciò noi andavamo a pescarli, cosa che dovevano fare amministrazioni o comunque la regione Sardegna doveva garantire questo tipo di informazione, invece aspettava i comitati. Abbiamo così scoperto che la Sardegna è scoperta sotto il profilo informativo. Attualmente ci sono alcuni progetti che devono essere bloccati, c'è il progetto San Gavino che ha bisogno di osservazioni che devono essere mandate ovviamente alla Savi, scadranno tra una ventina di giorni, mentre altri ne abbiamo fatti, tra cui il progetto Sardara a cui abbiamo inviato a questo agosto stesso. È saltato fuori poi che la regione Sardegna
vuole che alcune di queste progettazioni possano avere la fase di screening addirittura in qualche modo, quindi fase di screening si intende poter riguardare, diciamo, dei dati che non vanno a toccare comunque il territorio fisicamente, pur tuttavia saltando anche determinate fasi, come quella del servizio appunto per l'ambiente, il SAVI, che si occupa di dire, di determinare se questo progetto può avere degli impatti sul nostro territorio. Questo è un po' anche il concetto che viene riportato dalla nostra amata Italia. Renzi ha voluto il cosiddetto sblocca Italia, con il quale tra l'altro già con il Destinazione Italia si saltava tutta la fase in cui sia i comuni sia la regione avevano comunque l'ultima parola per quanto riguarda il nostro territorio, la Sardegna in questo caso. Con tutto questo verrà saltato questo processo e sarà il Ministero dell'Ambiente che deciderà in base a criteri di urgenza. Poi bisognerà capire cosa significa urgenza e quindi significa una corsa e significa saltare tantissimi processi importantissimi, prendersi carico di dire un sì o un no senza valutare quello che va a succedere intorno. Ovviamente tutte queste cose che vengono proposte possono essere sia di trivellazione ma non solo, sono anche i poligoni militari, sono ovviamente gli inceneritori, sono le biomasse e tutti quelli che ovviamente vanno a occupare il nostro suolo e il nostro territorio, fortemente impattanti, hanno comunque anche delle conseguenze sulla salute. Io, essendo impegnata nel campo sanitario, ho sempre guardato con un occhio di riguardo questa situazione. Allora, innanzitutto definiamo l'inquinamento, perché c'è già un decreto ministeriale, che è il 471 del 99, che già definiva l'inquinamento come qualsiasi, diciamo, atto che va a modificare le soglie praticamente di inquinamento che riguardano le nostre matrici, che sono aria, acqua e suolo. Quindi basta che una sola matrice di queste abbia dei valori superiori alle soglie di norma, quelle ufficiali, per definire inquinato un territorio. Sulla base di questo c'è un decreto legislativo che definiva tra l'altro appunto inquinati questi territori che avevano le matrici inquinate in qualche modo o con anche uno solo di questi compromesso, che è il decreto legislativo 460 del 2006, che tra l'altro definisce tutta una serie di circostanze che sono state prese in carico dallo studio Sentieri. Lo studio Sentieri, che è uno studio fatto dall'Istituto Superiore di Sanità, l'Organizzazione Mondiale della Sanità e la Sapienza di Roma, è uno studio abbastanza approfondito che è stato fatto negli anni tra il 2007 e il 2010, quindi diciamo è anche datato rispetto a quello che sta succedendo nel nostro territorio. Prendeva in carico 44 SIN, con SIN si intende siti di interesse nazionale per le bonifiche. Sentieri significa studio epidemiologico nazionale dei territori degli insediamenti che sono a rischio inquinamento, quindi prendevano in considerazione questi siti e cercavano di verificare qual era la correlazione con l'inquinamento e quindi quali di questi devono essere sottoposti a bonifica e soprattutto qual è la correlazione con il grado di patologia che si riscontra in questi territori. Tra questi 44 SIN c'è ovviamente la Sardegna, sono stati presi in considerazione soltanto determinati territori e sono Porto Torres, Sulcis Inglesiente e Guspinese. E di questi territori, che sono pochissimi, sono saltati fuori 445.000 chilometri ettari da bonificare, non chilometri quadrati, ettari da bonificare, che è un'immensità di territorio che deve essere sanato immediatamente. Se il territorio ovviamente è da sanare, significa che le persone sono malate, perché l'ambiente è sempre in correlazione con noi, è uno specchio esatto del nostro stato di salute, né più né meno. E quindi quando il territorio si ammala noi ci ammaliamo e questo è imprescindibile, è inutile che ci vengano a dire il contrario. Dove il territorio non è in accordo con noi e noi non siamo stati in accordo prima con lui, ci restituisce tutto con gli interessi e quindi ecco il grado di malattia che noi ritroviamo in Sardegna, che è innegabile, che cercano invece di negare. Gli alti poteri lo faranno sempre perché hanno degli interessi, hanno gli incentivi da pigliare, hanno Roma da servire e quindi vengono qua e ci dicono che non è così, invece è assolutamente così. Infatti in tutti questi SIN sono stati fatti poi degli studi specifici. Ad esempio su Porto Torres è stato verificato che c'è un grado di patologia per il sistema linfoematopoietico, che sarebbe nient'altro che il sangue, detto proprio volgarmente, e il sistema linfatico, che è altissimo. Tumori che riguardano il sistema linfatico, sono le leucemie, ma anche tumori di tipo respiratorio. Loro sono anche soggetti a moltissime altre patologie che riguardano il sistema genitourinario, ad esempio. Sono tantissimi quelli che hanno tumori renali, tumori vescicali, che prima in Sardegna non si riscontravano granché, adesso invece sono prassi.
Ovviamente Porto Torres è un caso che è pieno di inquinamento, ma poi andiamo nel Sulcis Inglesiente Guspinese, là dentro ci sono dei siti come San Roque, Teulada, vi posso dire che c'è Porto Scuso, ma anche Villa Cidro e San Gavino, che sono dei siti importanti perché Porto Scuso con Alcoa, con l'Eni Risorse, Villa Cidro, chi più ne ha più ne metta, Villa Cidro aveva la Keller, aveva la SNIA Fibre e la Scaini che produceva batterie per auto. Porto Scuso, vabbè, l'abbiamo già detto. San Roque lo sappiamo chi c'è la Saras, che voleva ovviamente aggradarsi anche di Arborea, dato che c'era, faceva anche là. Poi c'è San Gavino con la fonderia. Ovviamente non sono stati presi poi in considerazione altri piccoli siti. Posso dirvi che a Furtei c'è la miniera d'oro, che altro che inquinamento, non ve ne racconto nulla di questo perché ci vuole una puntata a parte. Ovviamente ce ne sono anche tante altre di zone inquinate che non hanno preso per motivi di praticità. Comunque, per quanto riguarda queste zone, ovviamente ci sono malattie che riguardano ovviamente il campo lavorativo, ci sono ovviamente le patologie che riguardano il respiratorio, quelle delle persone che lavoravano in miniera, l'asbestosi, la silicosi, ovviamente quelle grado altissimo. Queste polveri sono attualmente lasciate all'aria, anzi addirittura sono musei aperti senza nessun tipo di protezione, senza niente che riguardi la nostra salute mai. Questo per quanto riguarda le zone minerarie, ma ovviamente ci sono anche tantissime piccole discariche sparse in giro, non è soltanto quindi parlare di grossi siti come può essere la Saras, ci sono anche tante discariche che spargono ovviamente letame, dico io, in ogni dove e quindi influenzano altamente il nostro grado di salute. Porto Scuso ovviamente ha una storia a parte perché a parte che i lavoratori dell'Alcoa, tantissimi hanno avuto tumori di tipo pancreatico perché la lavorazione dell'alluminio, che è un metallo pesante, porta a questo. Quelli dell'Eni Risorse che lavoravano zinco e piombo hanno altissimi valori di altre patologie come possono essere i tumori di tipo, i tumori al fegato che so io, il carcinoma epatocellulare, che colpisce effettivamente chi fa determinati tipi di lavori, quindi è quasi imprescindibile pensare che sia quella la causa, l'inquinamento che loro hanno dovuto subire lavorando là. Per quanto riguarda Porto Scuso, dicevo, c'è una piccola storia a parte perché già nell'87 erano stati fatti alcuni studi molto importanti sui bambini e era stato misurato il grado di piombemia. La piombemia è il grado di piombo nel sangue, quindi vedere qual era il livello soglia di questo metallo pesante nel loro sangue. Erano ovviamente valori sproporzionati e infatti questi bambini spesso sono ritardati perché il piombo a quell'età determina il ritardo mentale. Poi cosa è stato fatto? Successivamente si sono fatte ovviamente delle indagini sul cibo e ovviamente tutto il comparto agricolo. È stato interdetto ovviamente l'utilizzo di tutti quegli alimenti che provenivano da Porto Scuso ai bambini da 0 a 3 anni. Ovviamente si scartava tutto il resto della popolazione, almeno così detto, si prendeva in considerazione soltanto quella fascia, forse pensando che fosse soltanto quello il problema. Attualmente, l'anno scorso, nel 2013, l'ASL 7, di nuovo il sindaco di Porto Scuso, un'altra ovviamente ha emanato un'altra ovviamente urgenza che è stata quella di sospendere l'utilizzo anche di altri alimenti che potevano essere l'uva, le zucchine, i pomodori, eccetera. Ovviamente resta da chiedersi che cosa succedeva alle donne in gravidanza, oltre ai bambini, cosa succede a chi va a consumare latte e latticini, perché poi lo sappiamo che è tutto un ciclo, come siamo noi in ciclo con la natura, gli animali sono in ciclo non solo con la natura ma anche con noi, quindi ovviamente questi vanno a prelevare il cibo da quelle zone e ovviamente noi ci beviamo il latte inquinato. Attenzione che quello che interessa a Porto Scuso interessa a tutti ancora una volta, perché Porto Scuso non è lontana, Porto Scuso è in Sardegna, io vado a comprare il latte e ovviamente il latte può provenire da qualsiasi zona della Sardegna, così come Quirra, io lo dico sempre, non è che perché a Quirra mi dispensa dal pensarci, ovviamente a Quirra io vado a mangiare un maialetto sardo da dove? Magari da Quirra, magari da Teulada, magari da Villa Cidro, e io mi mangio quei veleni, quindi il problema di uno è il problema di tutti inevitabilmente e in maniera veramente assoluta. Poi vabbè, per non parlare di tutto quello che è successo a San Roque, perché sono stati fatti degli studi anche là sui bambini, sul DNA di 72 bambini che sono stati messi in rapporto con 72 bambini di Burcei, quindi di una zona che doveva essere priva di inquinamento. Cosa hanno trovato? Che il DNA di questi bambini, ovviamente di San Roque, era modificato.
Ovviamente questo viene negato dalla Saras, da chi ovviamente dovrebbe interessarsi di bonificare, di mettere a posto, di farsi garante di certe certezze, e invece questo non succede mai naturalmente. Tutti questi dati sono più che pubblici perché stanno su ovviamente riviste mediche, Mutagenesis, ovviamente sarà in inglese però si può capire di che cosa si parla. Non solo, questi bambini hanno anche un altissimo grado di malattie al sistema respiratorio, sono spesso asmatici, hanno broncostruzione, ciò significa che questi bambini hanno già delle difficoltà che li porteranno a fare magari con difficoltà sport, tutte quelle cose che sono normali, a dover seguire delle cure, e quindi bambini già malati. Poi il DNA racconta il resto, perché significa che già si sta inserendo a livello più profondo l'inquinamento, sta quasi radicando nella nostra razza di sardi, va detto come va detto. Perché se si ammalano i bambini il futuro è ammalato, né più né meno. Se si ammala un adulto, l'adulto è ammalato, l'adulto muore, l'adulto sta male. Se si ammala il bambino è il futuro che è malato. E questo è un altro dato che bisogna prendere seriamente in considerazione. È inutile che mi dilungo perché ce ne sarebbe da dire in quantità veramente industriali. Ovviamente non sono state mai prese in considerazione Ottana, Macomer, perché, ripeto, altro che 445.000 ettari, non è stata presa in considerazione Quirra, non è stata presa in considerazione un'altra marea di zone che sono inquinate per vari motivi, quando poligoni militari, quando possono essere discariche, quando inceneritori. E nota bene, tutto questo ci viene propinato ancora come occasione di lavoro, come occasione per i sardi, come occasione per stare meglio, mentre il meglio l'abbiamo già perso in parte e dovremmo recuperare quello che ci rimane in mano, ovviamente. Dico un'ultima cosa che è molto importante: manca un registro tumori in moltissime di queste zone, e non a caso, perché ovviamente il registro tumori è un database su cui ci si rifà per garantire una miglioria del nostro territorio. Se tu hai un registro tumori, sai quanti malati di tumore ci sono in una zona, hai monitorato, c'è uno screening e tu sai precisamente di che cosa stai parlando, ovvero Villacidro o Furtei o San Luri ha un tot di tumori, che so, genitourinari. Ci si rifà ovviamente a questo dato, si prende in considerazione e si va a verificare il territorio. Se io non ho registro tumori, quel territorio non lo verifico e mi fa comodo, ecco perché ci sono tanti asservimenti secondari che non vengono visti e che invece devono essere presi in considerazione, perché l'istituzione di un registro tumori è una cosa importantissima e dovrebbe essere in tutte le zone della Sardegna, è il primo passo a ritroso, perché, ripeto, se noi siamo specchio dell'ambiente, viceversa, noi rispecchiamo l'ambiente, cioè se l'ambiente rispecchia noi rispecchiamo l'ambiente, e questo è un altro dato che manca, che è importantissimo. Concludo dicendo che ci sono alti tassi di altre malattie, non solo tumori, quindi non siamo preservati da sclerosi multiple, non siamo preservati da diabete di tipo 1, patologie tiroidee, tiroiditi autoimmuni, Hashimoto, che qui erano totalmente sconosciute, e non vengano a dire che il DNA, perché il DNA dei sardi non ha niente di diverso dal DNA degli altri, nel senso che è un DNA che si ammala se lo fai ammalare, altrimenti funziona come tutti gli altri, in armonia piena con la natura. La SLA poi è un caso a parte, io faccio parte anche di un'associazione di malati SLA del Medio Campidano e abbiamo dei tassi nel Medio Campidano tripli alla media italiana, nel Medio Campidano, non in Sardegna, il Medio Campidano è triplo alla media italiana. A suo tempo avevamo fatto delle indagini sui metalli pesanti, nelle urine di questi malati, mandati in America per avere dati oggettivi, e abbiamo rilevato che avevano alluminio, piombo, zinco, cadmio, un minestrone eterogeneo di metalli pesanti che era a livelli stratosferici. Si sono spaventati quelli che ci hanno mandato le analisi dall'America. Hanno detto: ma di chi sono queste analisi? Ed erano 10 malati SLA, volevamo capire perché alcune indagini dicevano che ci si ammalava di SLA anche in rapporto alla quantità di particelle di metalli pesanti in giro, e noi abbiamo appunto quanto già elencato, nonché anche la miniera di Furtei vicino San Luri che sparge, espande e fa un po' quello che vuole con la miniera lasciata all'aperto dai famosi australiani e dalla famosa miniera d'oro che ha arricchito nessuno tranne loro, come sempre. Quindi pensiamo bene che cosa significa ambiente. Non è solo Custa Terra e Sa Nostra, ma non solo de Custa Terra. Cioè siamo noi a doverci prendere cura della madre, non solo la madre dei figli quando ci mette al mondo. Grazie. Complimenti. Bravissima Daniela. Devo dire che il suo intervento è stato abbastanza... Cioè, mi ha lasciato un sasso dentro.
Già queste motivazioni riguardanti la salute dei cittadini ti portano a dire un no netto, solo per questo motivo, solo analizzando il lato salute. Ci aggiungiamo anche i fattori economici, fattori di equilibrio delle comunità. Vediamo che non solo i cittadini, le amministrazioni vanno contro questi progetti, il Savi va contro questi progetti e poi, come diceva Daniela, ci ritroviamo che un decreto sblocca Italia varato dal governo italiano può mandare tutto all'aria e dire non me ne frega niente di quello che tu pensi, di quello che la comunità vuole, io quelle trivelle là te le metto. E allora, cioè, perché c'è qualcuno che ancora ci chiede perché siamo indipendentisti? C'è una frase che ha detto un nostro attivista che ormai è diventato un nostro motto: non chiedeteci perché noi siamo indipendentisti, chiedetevi perché voi non lo siete ancora, perché queste motivazioni sono alla base di quello che dovrebbe spingere un normale cittadino sardo a dire no, adesso statene a casa tua perché la mia terra e le mie risorse me le gestisco io, perché io voglio un futuro diverso per la mia terra e per i miei figli. Questo hanno tentato di dire ad Arborea e adesso Paolo, se è ancora in collegamento, ci senti Paolo? Sì. Ok, allora lascio la parola a te per parlarci di Arborea e del No Progetto Eleonora. Ok, prima di tutto ciao a tutti, buonasera a tutti. Mi dispiace un sacco non essere
Grazie Paolo, speriamo tutti che sia Paolo, che Daniela, che Tore prossimamente possano parlare a nome di ex comitati. Appunto a controbilanciare queste riflessioni sui vari comitati per il no a proposte scellerate, diciamo. Abbiamo Antonio che qua rappresenta la nostra anima propositiva e progettuale, perché il nostro nome stesso, insomma, fa intendere che noi esistiamo non solo a difesa della nostra terra, come giustamente prima diceva anche Tore, ma soprattutto per proporre e progettare una Sardegna diversa, cioè la nostra futura Repubblica che si baserà su un futuro diverso, dove siano i sardi a autogovernarsi e decidere come gestire il proprio territorio e le proprie risorse in tutti i campi e anche in quello energetico, e quindi Antonio adesso ci spiegherà qual è la nostra proposta in merito al tema dell'energia. Buonasera a tutti. Penso che non siano due aspetti così in contrasto, ma che anche i comitati facciano la loro parte in questo senso, vabbè, ci tenevo a sottolinearlo un attimo. Parlando di temi ambientali e del territorio, uno dei vocaboli più utilizzati è quello di servitù. Per non saperne leggere né scrivere sono andato a cercarmi nel vocabolario cosa vuol dire servitù. Servitù vuol dire, cioè le servitù sono dei diritti su un fondo stabiliti per l'utilità di un altro fondo o per la pubblica utilità. Quindi sostanzialmente la servitù, a ben vedere, potrebbe, cioè non mi sembra neanche una cosa così negativa, cioè è un qualcosa che serve per la pubblica utilità. Il vero problema che sorge in Sardegna è capire di quale pubblica utilità stiamo parlando, chi l'ha decisa, qual è la res pubblica di riferimento per questa pubblica utilità. La devono decidere il Ministero della Difesa, il Ministero dello Sviluppo Economico, ovviamente italiani, la devono decidere addirittura degli investitori privati, cioè viene considerato di pubblica utilità un progetto privato, quindi è veramente pubblica utilità, chi l'ha decisa? Secondo il nostro partito, la nostra comunità politica, come abbiamo ben espresso anche nel programma che giustamente ricordava Tore, i decisori dovrebbero essere i cittadini sardi, e la nostra proposta, non a caso, prevedeva che venissero utilizzati dei metodi partecipativi per decidere quali dovessero essere i progetti e le visioni di futuro da portare avanti. Quindi diciamo che nel futuro che noi vorremmo le servitù non scompariranno, perché non è possibile che scompaiano, qualcosa bisognerà pur sacrificare, però che cosa, in quale misura e in base a che cosa dovremmo deciderlo noi e non delle entità esterne che ovviamente dal nostro punto di vista non possono farsi portatrici. È anche giusto, cioè se non ci facciamo noi portatori dei nostri interessi è normale che gli altri non lo facciano. Quindi però per poter essere dei decisori, i cittadini hanno necessità anche di avere degli strumenti. Gli strumenti sono i metodi partecipativi, che però funzionano quando si hanno delle conoscenze il più rigorose e scientifiche possibili. Cioè quando si parla di inquinamento non si può fare a meno di avere delle conoscenze base su quello che sono la frequenza di esposizione, i processi di bioaccumulo, la dispersione e la diffusione degli inquinanti, la probabilità degli effetti, cioè c'è necessità di avere delle conoscenze. In questo senso il ruolo dei comitati è stato fondamentale, perché loro hanno incarnato, almeno in parte, quel modello che noi vorremmo che fosse la prassi per la decisione di ciò che deve essere il futuro della nostra terra. Cioè sono dei cittadini che, anziché subire passivamente o ragionare per tifoserie relativamente a dei problemi, si sono posti il problema di capire di cosa si trattasse, si sono andati a cercare delle fonti, hanno cercato le fonti più rigorose possibili, si sono fatti un'idea e da lì hanno espresso un parere, sfruttando anche quel minimo di sistema
in qualche maniera assimilabile a dei metodi partecipativi che esiste nella legislazione, che sono i momenti di incontro con la cittadinanza che offrono le valutazioni di impatto ambientale. Sono dei momenti minimi, non sono determinanti, però solo quelli abbiamo da un punto di vista strettamente legale oggi. Giustamente i comitati li utilizzano per far valere un punto di vista che non sia quello dei vari ministeri italiani o degli investitori privati. Ovviamente poi noi che siamo un'organizzazione politica di tipo partitico non ci possiamo limitare a partecipare alle attività dei comitati pur condividendole, ma abbiamo un obbligo che è quello di immaginare la Sardegna futura anche in maniera un po' più complessiva e cercare di dare un'idea più strutturata, tornando sempre a quello che abbiamo detto in campagna elettorale e che continuiamo a dire ancora oggi, perché purtroppo nessuno ha avuto la creanza di provare a pensarci, è che la Sardegna comunque è priva di un piano energetico sardo, cioè non c'è un'idea di fondo, una strategia che individui quali siano gli obiettivi, quali siano i metodi, quali siano le zone deputate ad un certo tipo di tecnologia oppure no, per cui si va avanti a braccio. Gli investitori privati ovviamente pensano esclusivamente al proprio interesse, sono dei privati, cos'altro dovrebbero fare? Quindi loro cercano semplicemente di massimizzare i profitti da un investimento, basta. Cioè sta a noi, tramite le nostre istituzioni, e perché non si può far ricadere questo peso esclusivamente sui comitati, a cercare di far valere le nostre ragioni. Noi, per quanto di nostra competenza, facciamo elaborazione, cerchiamo di dare delle risposte a queste domande, pur coscienti che questo sarebbe un ruolo che spetta alle istituzioni, come fanno notare i comitati stessi, che mancano i sindaci, mancano gli amministratori. Per quanto riguarda il singolo progetto, noi come partito non possiamo che far presente che manca la Regione Sardegna come attore che dia i paletti entro i quali bisognerebbe muoversi per la realizzazione dei progetti. E quindi ci troviamo in questa situazione in cui in realtà non c'è nessuna linea, cioè ci sono dei messaggi contrastanti, contraddittori che vengono dati ogni giorno da chi dovrebbe amministrarci e quindi avere un'idea precisa. Da una parte si dice che dovremmo puntare maggiormente sulle rinnovabili, dall'altra parte si devono salvare le industrie energivore, da un'altra parte ancora il carbone è fondamentale e poi c'è il metano. Non si capisce assolutamente quale sia la linea, ma non perché siamo noi tonti, è che non c'è la linea, molto semplicemente. Fra le varie cose che abbiamo proposto, noi come linea di fondo per il medio-lungo termine abbiamo quella della eliminazione totale delle energie fossili dallo scenario sardo. Non è un'idea ambientalista, nemmeno questa, o meglio, non è esclusivamente un'idea ambientalista, è una linea strategica. Non dover dipendere dall'acquisto di combustibili fossili dall'esterno, perché oggi l'80% dell'energia elettrica che produciamo è da fonti fossili che acquistiamo da fuori, è una scelta strategica, è utilizzare le nostre risorse al meglio per non dover dipendere da uno scenario internazionale che abbiamo ben presente. Cioè, sul medio termine potrebbe essere valutabile l'utilizzo del metano, sì, però sappiamo benissimo quali sono i paesi produttori di metano e quali siano le situazioni che accompagnano questa produzione. Abbiamo fatto una proposta di un piano di mobilità sostenibile, che altro non vuol dire che cercare di spostare almeno parte del trasporto su gomma, che oggi è esclusivamente da fonte fossile, verso l'utilizzo di energia elettrica, quindi con auto elettriche. Cosa significa questo? Significa immaginare una Sardegna in cui l'energia elettrica viene prodotta dalle fonti che noi possiamo permetterci, che sono quelle rinnovabili, e utilizzarla anche per il trasporto e quindi
anche lì andare ad incidere sulla necessità di acquisto di combustibili fossili dall'esterno. Vorrei chiudere facendo un'ultima riflessione. Diciamo, abbiamo parlato con Tore del comitato Non bruciamoci il futuro e quindi di inceneritori. Io vorrei fare un esempio che è quello dell'inceneritore di Vienna. Cioè a Vienna, non dico il nome del quartiere perché io il tedesco non lo so, però a Vienna in un quartiere all'interno proprio della città hanno un inceneritore. Con questo non sto dicendo che secondo me bisognerebbe fare un inceneritore, cosa ne so, a Gennerucci, no, non è questa l'idea. Però la cosa che colpisce a me è che a Vienna hanno realizzato questo inceneritore negli anni '80, quindi in un altro periodo, probabilmente oggi non lo rifarebbero, non saprei, quello è tutto un altro discorso. Però la cosa che mi interessa veramente è che la cittadinanza ha la possibilità di vedere in remoto i dati degli inquinanti che vengono prodotti da questo inceneritore. Anche questo non è una cosa così speciale, cioè è fattibilissimo, basta averne la volontà politica e lo si fa. Però il problema che mi pongo io è poniamo che lo facciano anche da noi. A Vienna e in Austria i cittadini si fidano dei risultati che gli vengono messi in remoto. Da noi sarebbe possibile. Fra i tanti inquinamenti che noi abbiamo ricevuto e che continuiamo ad avere, forse il peggiore, non in termini di salute, però in termini di comunità, secondo me risulta il peggiore, è la sfiducia dei cittadini nelle istituzioni che è pienamente motivata. Noi non riusciamo a fidarci dei dati che ci vengono dati, perché nella maggior parte dei casi si è verificato che questi dati erano stati manomessi, erano artefatti ad arte per portare la popolazione ad avere consenso per un determinato progetto. Noi come partito, fra i tanti ardui compiti che ci poniamo, abbiamo anche quello di ricreare questo rapporto di fiducia fra gli attori politici che siamo noi, che ambiamo ad entrare nelle istituzioni, a governarle, e la cittadinanza. Non sarà assolutamente facile, perché se ci vogliono decine di anni per togliere gli idrocarburi da una falda acquifera, ci vogliono decine di anni anche per togliere questa sfiducia dai cittadini nei confronti delle istituzioni. Grazie. Grazie Antonio. Allora, la domanda secondo me sorge spontanea, visto che abbiamo parlato di assemblee popolari, di manifestazioni, marce, osservazioni e così via. La domanda è ora cosa facciamo, perché di cose ne abbiamo fatte ma ancora non abbiamo raggiunto il risultato. Quindi chiedo a Tore, a Daniela, a Paolo e magari anche a Antonio se ha una sua idea, anche se in questo momento non rappresenta un comitato specifico, se hanno una qualche idea come comitato proprio o anche come rete dei comitati, perché di questo mi parlava anche prima Daniela. Sì, è proprio quello che, se Ilaria non avesse posto a questo punto della discussione questa domanda, pensavo in maniera retorica di la domanda io. Questo periodo, quest'ultimo anno e mezzo sostanzialmente, questi ultimi 2 anni per quanto mi riguarda personalmente, che è quel lasso di tempo in cui personalmente mi sono trovato più direttamente coinvolto nelle vicende sia dell'inceneritore di Macomer e sia anche della Marcia della Terra, quindi quella mobilitazione che ci ha visto ad Arborea e che per fortuna per il momento, come ricordava Pablo, incrociando tutto quello che è possibile incrociare, ha subito una battuta d'arresto. Diciamo che è un po' la battaglia di Sant'Anna, via. Speriamo che la storia si concluda lì e che non ci siano battaglie del Sugampidano e Iosso o del Margine come quella di Macomer. Volevo utilizzare però proprio questa domanda che poneva Ilaria per, se ho 5 minuti, proprio provo a riassumere
come dire, la situazione tipo in cui noi ci troviamo, cioè dove siamo collocati oggi in Sardegna, in qualsiasi punto accada, vale le Trivelle, vale il geotermico del Montiferru, vale Arborea, vale l'inceneritore di Macomer, vale la chimica verde cosiddetta a Porto Torres, eccetera. Cioè, qual è il modello che funziona? Come siamo situati noi sardi? Considerando che noi comitati e noi indipendentisti di Progress, ma in genere tutta l'area indipendentista viene definita anche dalla comunicazione mainstream antagonista, nel senso che sembra che gli unici che hanno che stanno provando a fare intanto un progetto diverso da quello, come diceva Antonio, qui arriva ciascuno e ci detta la sua agenda, no? Perché questo è stato il modello. Finora in tema di energia, in tema di rifiuti, eccetera, qui chiunque arriva e ci detta la sua agenda e noi di volta in volta a rincorrere. E rincorriamo la Saras, e rincorriamo le 3 o 4 multinazionali, le 2 o 3 aziende tedesche particolarmente specializzate, una volta nel termodinamico, una volta è la spagnola nel fotovoltaico e così via. Non riusciamo a darci un'agenda nostra, la nostra politica è assente, il piano energetico la Giunta Cappellacci lo ha depositato 3 giorni prima della cessazione di attività della Giunta. Non riusciamo a darci nessun tipo di piano, non riusciamo a darci piani di trasporti, non riusciamo a darci piano energetico, il piano sanitario, l'unico piano approvato dalla Giunta Soru è stato immediatamente stravolto, il piano paesistico adottato da Soru, stravolto da Cappellacci, è stato avantieri ribocciato nuovamente da Pigliaru. Noi non riusciamo a darci nessuna idea di cosa vogliamo essere, intanto di dove siamo, come siamo situati rispetto a quel problema e successivamente di dove vogliamo andare, di cosa vogliamo essere. Il paradigma di questa cosa è la vicenda dell'inceneritore di Macomer. Io provo a raccontarvela, se fosse possibile, per slide. Antonio diceva prima che l'unico momento veramente democratico di partecipazione attiva ormai a questo tipo di agenda che è dettata, è sempre esogena, non è mai endogena, sono i momenti di pubblicità, no? Gli unici momenti di pubblicità sono quelle conferenze, chiamiamole così, che sono previste prima che il Savi si pronunci rispetto ai criteri tecnici. Però badate bene, perché il Savi si pronuncia solo in merito a quelli che sono gli aspetti di ogni progetto che riguarda l'energia, che riguarda il trattamento dei rifiuti, eccetera, gli aspetti tecnici, cioè mette in relazione i progetti con quelle che sono le leggi dal punto di vista ambientale, dal punto di vista della tutela del territorio, archeologico, eccetera, eccetera, eccetera. Emissioni, livelli di emissioni, eccetera, eccetera. Altezza di una ciminiera e così via. Noi abbiamo bisogno di scelte politiche. Noi non abbiamo bisogno, non può servire a noi un momento in cui la Saras arriva dentro una stanza dove sono convocati tutti i portatori di interesse, che possono essere cittadini, presidenti di consigli di amministrazione di ditte concorrenti, tutti i portatori di interesse, i responsabili dei partiti politici, i responsabili dei comitati, dei cittadini, eccetera. Si arriva lì, cioè il modello non può essere quello in cui io mi invento un'idea, mi viene in testa che sotto Senarrubia c'è il gas, le leggi italiane mi consentono a me, privato, di dire posso provare a sfruttare, a prenderlo, quel gas, ed è tipo un gioco, no? Pac-Man. Devo mangiare, man mano che arrivo all'obiettivo, devo riuscire a superare gli ostacoli, mangiare un po' tutti finché non arrivo a buttare giù la trivella e a tirare fuori questa cosa. E tutto questo processo, poi alla fine l'unico momento vero di cittadinanza attiva, di partecipazione politica, è il momento in cui io arrivo, ti illustro il mio progetto. Ti illustro il mio progetto e tu, cittadino,
devi essere talmente bravo. Io ho provato a studiarmi tutto il progetto per l'inceneritore di Macomer, depositato il 23 di luglio alla Savi regionale, e bello, è tutto messo in PDF con tutte le slide eccetera nel sito della regione, quindi è vero, è pubblico. Ogni cittadino può prendere, scaricarselo, prendere revisione e fare tutte le sue osservazioni. Voi immaginate che cos'è fare osservazioni rispetto a... c'erano dei file che stampati avrebbero prodotto un solo file, 1 metro cubo di carta. Quindi, cioè, c'è una sorta di democrazia e di controllo formale, ma manca quello sostanziale, perché noi abbiamo avuto 60 giorni di tempo, nel caso dell'inceneritore di Macomer, per scaricarci. Avremmo dovuto stamparcele, perché a video certe cose, dopo 3 minuti, chiunque lavori un po' ad un computer sa benissimo che dopo 3 minuti diventi scemo a vedere certe cose, progetti, disegni in AutoCAD, eccetera, eccetera, eccetera. E il tutto si è concluso, secondo, come dire, la legge, nel momento in cui l'altro giorno a Macomer si è tenuta l'assemblea dove, alla presenza del Savi, il consorzio industriale di Macomer è, come dire, l'ente che vorrebbe realizzare l'opera, quindi l'inceneritore, ha spiegato, ha raccontato ai cittadini in 7 minuti. Cioè in 7 minuti il committente, il consorzio industriale di Macomer, sciolto tra l'altro in liquidazione, ha preteso di illustrare ai cittadini di Macomer, ma a tutti i sardi, perché, ripeto, quello non è un progetto, dobbiamo imparare a ragionare che, come diceva Daniela, qualsiasi cosa, qualsiasi spillo che punge il nostro territorio, qualsiasi fiammifero che si accende da Capo Teulada a Santa Teresa di Gallura, isole minori comprese, riguarda tutti i sardi, non riguarda i cittadini una volta di Arborea, una volta di Macomer, una volta di Sassari e così via. Allora pensate voi, in 7 minuti c'era la pretesa di aver illustrato ai cittadini sardi tutto quello che era il pro di un inceneritore che dovrebbe bruciare 3 volte quello che brucia quello attuale, però con la giustificazione che questo veramente emana profumo di violette, quasi quasi, perché a guardare le proiezioni dei dati, a guardare tutte le cose di progetto, se uno gli dice ma fatelo domani, sembra che dal camino esca aria più pulita di quella che entra, insomma, per la combustione. Allora io dico, possiamo andare avanti così? Io credo che il problema stia dietro questa cosa, stia nel capire la genesi. Come nasce il progetto dell'inceneritore di Macomer? Il progetto dell'inceneritore di Macomer nasce ormai, infatti è una cosa assurda, nel discorso Saras ad Arborea c'era una logica anche legislativa della serie che Saras ha fiutato l'affare, ha presentato il suo bravo idea, il suo progetto di massima tra l'altro, perché ha presentato un progetto di massima e subito si è attivato il meccanismo che prevedeva la democrazia partecipata, quindi sono attivati anche grazie alle nostre proteste, grazie alla mobilitazione, per forza il pubblico è dovuto intervenire, subito si è fatta la grande assemblea lì ad Arborea, si sono prodotte giustamente le osservazioni eccetera e il Savi si è pronunciato. Ma badate, il Savi nel caso di Arborea si è pronunciato su una proposta di massima di un privato. Va bene? Il caso dell'inceneritore di Macomer è paradossale. Un consorzio industriale disciolto, ricordate, Soru li ha sciolti tutti gli i consorzi industriali allora esistenti, allora un consorzio industriale in liquidazione, che quindi aveva un commissario liquidatore, cosa ha fatto? Ha presentato un progetto per realizzare un revamping, l'hanno chiamato revamping, in realtà si tratta di un nuovo inceneritore, l'inceneritore più nuovo, più moderno che la tecnologia ad oggi sarebbe in grado di offrire per quel bisogno. Cosa è successo? Che un ente pubblico, diciamo, liquidato, quindi tu che sei lì,
nominato solo per l'ordinaria amministrazione, quindi per, immaginate un commissario liquidatore, cosa fa? Presenta in regione un progetto per 50 milioni di euro per realizzare un nuovo inceneritore. Il dramma qual è però? Il dramma è che la regione glielo finanzia. Con una delibera del 2010 la regione finanzia a quel ente in liquidazione praticamente un nuovo inceneritore, facendo sì che la scelta politica sul trattamento dei rifiuti di oggi l'inceneritore di Macomer brucia tutti i rifiuti del Nuorese, dell'Ogliastra e dell'Oristanese. Pensate un po'. Quindi, dando in mano al commissario di un consorzio liquidato la scelta su un mezzo piano dei rifiuti regionale. Cioè, è una follia. Cioè, dov'è la politica? Non può essere che accade una cosa del genere. E noi le osservazioni al Savi le abbiamo prodotte in presenza dei buoi già scappati, perché oggi è difficilissimo che il Savi regionale dica no, quell'inceneritore non si può fare, una volta che c'è una delibera della giunta regionale che nel 2010 ha già dato i soldi, ha messo già i soldi lì, dire ecco qua, 50 milioni perché voi realizziate un inceneritore, facendo una scelta politica, perché il piano regionale dei rifiuti, l'unico ancora vigente, che era quello approvato da Soru, prevedeva degli scenari. Uno di questi scenari era quello cosiddetto a Tripoli, che prevedeva l'inceneritore, il proseguo dell'incenerimento a Macchiareddu, nell'inceneritore del Casic, il proseguo dell'incenerimento a Macomer, dove l'inceneritore già esiste da 20 anni, e il possibile incenerimento presso un inceneritore da realizzare, badate, che ancora non è realizzato e non è nemmeno in progetto, a Sassari, parrebbe nella zona industriale ex SIR. Morale della favola, uno di questi scenari è stato forzato, nel senso che questo scenario il consorzio industriale di Macomer in liquidazione lo ha fatto diventare realtà già per 2/3, perché ha attivato di fatto tutta la procedura per realizzare il secondo inceneritore di questo possibile scenario. Noi cosa abbiamo fatto come comitato, come Progress, come cittadini, eccetera? Abbiamo subito pensato all'alternativa, abbiamo provato a fare politica, quello che deve fare, quello che devono fare i cittadini, trovare le soluzioni migliori, quindi sia per sfatare questo ragionamento, ah no, questi sono sempre quelli del no, va bene, ma sia anche per far crescere quella coscienza politica che dicevamo prima, che è compito delle forze politiche. Noi siamo avanguardie, noi dobbiamo cambiarla questa cosa. Una volta la politica era avanguardia, una volta c'era la politica che alzava la lanterna, provava ad avventurarsi davanti a tutti, diceva vabbè passiamo di qua. Poi è arrivata la politica che intinge il dito in bocca, vede da che parte soffia il vento, capisce che il vento soffia da quella, andiamo di là, capito? Ora, questa cosa, occorre che noi facciamo questo, a rischio anche di sapere che alcune battaglie... Io sono molto preoccupato per la vicenda degli inceneritori di Macomer, davvero sono molto preoccupato. Abbiamo studiato, abbiamo cercato, ci stiamo solo difendendo. Mi rendo conto che mentre nella battaglia di Arborea eravamo all'attacco, qui ci stiamo difendendo perché tutto è già organizzato in maniera che sopire, tacere, non far passare i cosiddetti tempi tecnici, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi la domanda, che fare, Ilaria? Che fare? Proviamo a fare tutto quello che possiamo fare con le forze che abbiamo, cercando di centuplicarle, cercando di portare dalla nostra parte, con pazienza, con la passione, cioè i cittadini, quando noi abbiamo occasione di parlarci, i cittadini capiscono. La cosa più difficile da vincere è un fattore ambientale ormai è un fattore ambientale che è un po', come dire, comune a diversi aspetti, non è comune solo all'aspetto della politica, del mobilitare le coscienze, eccetera, è proprio
è un fattore ambientale che io purtroppo credo che avrà necessità di tempi lunghi, avrà necessità di una piccola rivoluzione culturale che non credo possa avvenire dall'oggi al domani. Però cosa fare? Bisogna tornare nel piccolo, bisogna tornare nella piccola dimensione, e concludo. Dico questo perché noi abbiamo fatto l'esperienza di Macomer. Adesso con le poche forze che abbiamo ci siamo concentrati a cercare di fare una sorta di guerriglia, ma una guerriglia intelligente. Cioè adesso noi abbiamo prodotto, siamo l'unico partito politico, Progress, e gli unici come comitato Non Bruciamoci il Futuro che hanno presentato le osservazioni. Nessun partito politico, né dei partiti italiani né dei partiti sardi, ha presentato una riga di osservazioni rispetto al discorso della costruzione dell'inceneritore a Macomer. Noi abbiamo presentato le nostre osservazioni. A che serve questo? Serve a dire siamo bravi, siamo belli, siamo i più belli di tutti? No, serve perché siamo convinti che quelle osservazioni che abbiamo presentato è un po' la battaglia di Davide contro Golia rispetto alla situazione che lì già si è creata, con il grumo di silenzi e con il grumo di interessi che pure sotto ci stanno, perché poi guardate, l'altra cosa terribile è che questo inceneritore si costruisce solo ed esclusivamente per la paura, per la solita paura che ormai ci attanaglia tutti, il lavoro. Allora questo inceneritore si sta costruendo perché questo inceneritore è l'unica occasione per mantenere in piedi un consorzio industriale liquidato che non ha più nulla di industriale da gestire se non l'inceneritore e il depuratore delle acque di Macomer. Ormai il consorzio industriale di Macomer, che era nato per gestire tutta la ZIR, la zona industriale di interesse regionale, eccetera, 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 è stato sciolto e oggi lì non c'è più nulla perché con la chiusura delle grandi aziende, a partire dall'Alas, alla Legler, alla Quinn, non è rimasto più nulla, salvo 5-6 aziende sane che, guarda caso, lavorano i prodotti a chilometri zero. Lì c'è un caseificio, c'è lo stabilimento delle carni dei fratelli Forma, c'è l'Alimenta che lavora i residui della lavorazione del latte, c'è il Molino Fratelli Brundu che lavora le farine e i cereali, e poi c'è Eurospin e Cifadda. Queste sono le... Ah no, c'è una ditta che lavora il basalto. Quindi la zona industriale di Macomer, che era nata col suo consorzio per gestire questa grande industrializzazione, l'industrializzazione del tessile, eccetera, 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 oggi gestisce l'inceneritore e l'impianto di depurazione, l'impianto fognario praticamente di depurazione del comune di Macomer. Le uniche 5 realtà produttive che sono in quella zona industriale sono realtà che dall'inceneritore hanno solo da perderci e nulla da guadagnarci, perché avrebbero un danno riflesso enorme rispetto a questa cosa. Volevo dire, concludendo, che noi abbiamo studiato, abbiamo provato a rallentare, se non sarà possibile bloccarlo questo processo, confidiamo che si possa rallentare, perché quel progetto lì ha una grossa falla, non prevede una discarica di servizio per quanto riguarda le ceneri, i residui di combustione, eccetera. La discarica di Montemurado è esausta, è esaurita, nessun comune accetterà di costruire discariche nel suo territorio, per cui le ceneri di quel nuovo inceneritore, che già oggi vanno trasportate non si sa dove, infatti all'osservazione che abbiamo fatto lì abbiamo detto, beh, ma le ceneri dove le portate? Ancora non lo sappiamo. Cioè, voi immaginate un po' cosa vuol dire costruire un inceneritore da 90.000 tonnellate all'anno, dove con quella tecnologia, a letto fluido, è proprio scritto anche nel progetto che normalmente tra il 27 e il 30% sono le ceneri incombuste, le ceneri, i materiali incombusti, i filtri, eccetera, eccetera, eccetera. Voi pensate un po', il 30% di 90.000 tonnellate all'anno sono 30.000 tonnellate di materiali che ogni anno andranno smaltiti in una discarica e che hanno un tempo di carenza di quasi 200 anni, cioè le ceneri che conferiamo il mese prossimo, se il ceneritore apre l'inceneritore, devono stare custoditi in una discarica per almeno 200 anni e poi quelle di qui un mese, 200 anni e un mese e così via. Il ciclo di quell'inceneritore è stimato in 20 anni, quindi voi immaginate un po', a proposito di servitù, che cosa succede in questi termini. Però io volevo concludere su una cosa.
che fare? Ripeto, noi per esempio nel piccolo abbiamo individuato alcune azioni da cittadinanza attiva che tu puoi fare, però coinvolgendo anche la gente. C'è un aspetto, Ilaria, oggi perché la gente si mobiliti nuovamente, occorre che la tocchi nelle tasche. Allora noi abbiamo avuto un'altra esperienza di mobilitazione, le bollette di Abbanoa. Allora un bel giorno sono arrivate le bollette di Abbanoa nel nostro paese, io vivo a Silanus e faccio parte anche di una lista civica che ha espresso una rappresentanza in opposizione al Consiglio Comunale, Indipendentes pro Silanus. Sono arrivate le bollette di Abbanoa. Erano anni che noi dicevamo un problema, l'acqua non è potabile, sgorga di tutti i colori, eccetera, eccetera, tutto a posto, vabbè, ok, il depuratore non funziona, non c'è problema, eccetera. Un bel giorno arrivano le bollette di Abbanoa, bollette a qualcuno 3.000, 4.000 euro, esercizi commerciali 8, 10.000 euro. La bolletta di Abbanoa hanno scoperto che il 30% del costo della bolletta è oneri di depurazione. Quindi, praticamente, ogni 1.000 euro che tu paghi di bolletta, 300 euro li paghi per oneri di depurazione. Allora abbiamo detto, guardate che il depuratore di Silanus è dal 2006 che non funziona, perché quando il Comune ha consegnato il depuratore ad Abbanoa, nel 2006 avvenne il passaggio di tutti gli impianti, le reti, dai comuni ad Abbanoa, il verbale di consegna recita testualmente: si consegna l'impianto di depurazione non in funzione. Allora, come fa Abbanoa ad addebitarvi, cittadini di Silanus, le bollette, gli oneri di depurazione dal 2006 al 2013, quando di fatto Abbanoa stessa ha certificato, prendendo in consegna quel depuratore non funzionante, che la depurazione non veniva effettuata? È una truffa. Cioè tu non puoi farti pagare un servizio che non effettui. Per cui abbiamo detto, cari cittadini di Silanus, qui c'è subito la possibilità di farsi decurtare da Abbanoa, di chiedere ad Abbanoa che ricalcoli le bollette e che decurti il 30% degli oneri, a parte i consumi ognuno, come dire, se li valuta da sé, se uno ritiene che non ha consumato tutta quell'acqua, però è chiaro che qui la depurazione dal 2006 ad oggi non è avvenuta, è un dato assodato, lo dice Abbanoa stessa nel suo verbale. E quindi adesso abbiamo aperto questo contenzioso con Abbanoa e abbiamo i cittadini dietro. Un'assemblea che abbiamo fatto a Silanus, normalmente a qualsiasi assemblea di qualsiasi tipo venivano 50-60 persone, sono venute 300 persone. Per cui dobbiamo essere anche intelligenti, cercare di capire che siccome il vento va in una certa direzione e salvo i pochi idealisti, la gente non è che si mobiliti tutta sempre per come dire, la difesa del territorio, no? Per le sindromi NIMBY, come direbbe qualcuno. Dobbiamo essere intelligenti, cercare anche di sfruttare quei momenti che possono svegliare anche le coscienze anche attraverso altri sistemi. Ecco. Per cui tutte le occasioni in cui i cittadini possono essere coinvolti più direttamente anche perché sono toccati nelle tasche, noi dobbiamo usarle, il fine giustifica i mezzi, ecco, in questo senso. Ecco. Grazie, Ettore. Certo che è difficile creare coscienza nei cittadini, specie se appunto non c'è questo filo diretto con il portafoglio del cittadino, è difficile far passare il messaggio dei pro e dei contro di alcuni progetti, anche perché spesso c'è proprio il ricatto morale del lavoro, del tornaconto. Vedi Quirra, chi ha le seconde case, che dice no, qua non c'è inquinamento, ma cosa dite? Perché questo ridurrebbe l'afflusso turistico in quei territori. Idem sta accadendo un po' nel Montiferru con la questione del geotermico, perché comunque è un territorio che in questo momento, come insomma un po' dovunque, si vive un po' di crisi e uno spiraglio di luce che fa pensare a qualche posto di lavoro in più, a qualche famiglia che prenderebbe una boccata di aria fresca. Ci sembra che possa rivoluzionare l'economia e il futuro delle comunità, quando questo non è. Ciò che sicuramente possiamo fare è appunto fare forza con le esperienze. Vedi il progetto Eleonora, che il comitato poi riferisce, passa le informazioni al Campidano, che poi si affianca a Macomer quando c'è bisogno di svolgere un'assemblea e passare le informazioni ai cittadini del Margine, per poi andare in Montiferru e così via.
Daniela, secondo te, adesso cosa facciamo? Allora, quello che possiamo fare è un po' quello che si sta iniziando a fare, nel senso, ad esempio, i comitati, come ben dicevi, stanno iniziando a unirsi in rete in Sardegna. La rete dei comitati sardi che ha fatto le tappe della Marcia della Terra, abbiamo toccato i punti cruciali, diciamo, in cui ci sono delle problematiche ambientali. Noi personalmente come comitato facciamo parte anche di una rete nazionale contro la geotermia, quella di tipo sperimentale come la nostra o quella comunque nazionale. Si intende che c'è una rete di cui fanno parte la Sardegna, noi e anche altri comitati, fa parte il Lazio, la Toscana e l'Umbria e sono tutti, certo, tranquilla, avrei specificato. International. Perché sono tutte regioni che sono toccate dalla stessa problematica, cioè si vogliono fare delle progettazioni di tipo geotermico, ovviamente invasive, e in alcuni di questi luoghi già sperimentate come nocive. Ad esempio in Umbria o in Toscana tutto questo è già stato visto, ci sono famosissima Larderello ovviamente, dove l'impianto di geotermia inquinantissima ha fatto ammalare una marea di gente, ha tolto lavoro ad altrettanta, i terreni sono inquinati e ovviamente questo è stato visto come un problema per quelli che vengono ulteriormente proposti. Ci hanno coinvolto, siamo stati coinvolti, siamo stati tantissime volte lì in Umbria per cercare di discutere assieme, tirare fuori un programma, qualcosa, e alla fine marzo scorso, subito dopo le elezioni, infatti siamo andati a Roma, a Montecitorio, io ero lì in rappresentanza della Sardegna. Abbiamo fatto un convegno, una conferenza stampa, cercato di coinvolgere i politici lì stesso a Roma. A Montecitorio ovviamente pochissimi hanno voluto ascoltare, l'udienza è stata veramente minima, però di fatto questo poi ha avuto un eco nei giornali e così via, quindi far sentire anche la voce, come si dice, tra forze che già lo sono unite, è il primo passo, quindi non slegarsi, come diceva lui, non deve essere il problema di San Luri, di Arborea, di Macomer, deve essere un problema unico, un problema in questo caso della Sardegna, ed è lo stesso fine che ha raggiunto poi la rete dei comitati sardi. Stessa identica cosa, non c'è solo il problema biomassa, non c'è il problema inceneritori, non c'è il problema trivelle, c'è un problema generale dove si vuole sottrarre territori ai sardi, dove si vuole tentare di inquinare a un costo massimo per noi nella salute e massimo per loro però nel contante, illudendo i sardi su qualcosa e premere su questo tipo di informazione, ovvero quanta informazione illusoria c'è da parte delle lobby. Questo farlo a voce alta, più persone possibili, coinvolgendo più persone possibili allo stesso tempo. Ricordando anche che noi siamo estromessi dalla maggior parte delle attività a cui potremo prendere parte. Ad esempio, Antonio parlava del piano energetico regionale. All'interno del piano energetico regionale c'è la valutazione ambientale strategica, la VAS, cui dovrebbero partecipare tutte le forze che sono coinvolte, poiché sono rappresentanti o rappresentative di una difesa comunque dell'ambiente. Quindi potrebbero essere ovviamente tutte le amministrazioni comunali che devono esserci, ma possono essere anche tutte quelle forze di tipo regionale, quindi un ARPAS, un consorzio bonifiche, oltre che ovviamente un presidente della regione, le amministrazioni varie. Poi ovviamente a scendere ci sono ancora comitati che sono ovviamente rappresentanti di un interesse di tipo diffuso, che può essere questo, appunto ambientale, difesa dell'ambiente, e ovviamente l'utente finale, che sono le persone che non fanno parte di un attestato di comitato, non fanno parte di un'amministrazione, ma sono persone che vivono in quel luogo, sono i primi che pagano in denaro il costo di eventuali danni e i primi che devono usufruire di un eventuale vantaggio. Quindi loro, e questo è sancito da dei trattati ben precisi, il trattato di Aarhus, okay, è una carta che esiste dal 2005 e ovviamente alla portata di tutti la lettura, che garantisce proprio l'intervento da parte di tutte queste forze che vengono sempre estromesse dalle decisioni, che devono affiancare proprio nel piano energetico regionale la stesura di questi progetti e verificare che non ci siano delle incongruenze o comunque delle incoerenze a livello proprio di contatto con l'ambiente, quindi verificare che il territorio non venga compromesso. Ecco, far capire alle persone che non sono personaggi che devono stare là ad assistere semplicemente a un processo che si svolge sotto i loro occhi, ma devono essere protagonisti, attori principali. Questa è una cosa fondamentale. Finché non capisci questo, non capisci che tu sei parte integrante di un territorio e lo devi vivere veramente a fondo, con la radice sotto, non stando in superficie che guardi da lontano, ma faranno,
ma chissà. No, come diceva Paolo, prendi, si fanno le osservazioni, le si mandano ai cittadini, coinvolgere, radicare la cosa, perché l'osservazione, non piace a nessuno perdere tempo, tra virgolette, perdere tempo a fare le osservazioni, perché te ne puoi andare al mare, perché puoi andare al cinema, puoi farti gli affari tuoi, puoi riposarti perché lavori e lavoriamo tutti, ok? Quello che conta è capire che questo che tu fai ha un significato ben preciso, ti stai informando, stai diventando quindi attore principale di qualcosa che ti riguarda, non è attore di una cosa che è dall'altra parte dell'universo. E in secondo luogo, mentre tu fai questo, ti stai informando, stai conoscendo, stai vedendo a fondo la problematica e ancora di più radichi non tanto il tuo no, il tuo sì per le cose che valgono, cioè il tuo sì per l'ambiente, per il territorio, per l'agroalimentare, per tutto quello che deve essere fatto in loco, ok? E non preso dall'aragonese di turno che arriva, ti preleva quello che vuole e fa quello che vuole. Si prende l'incentivo e va via, non è così. Ecco, far radicare quest'idea nelle persone, far capire che non è tanto perché tu metti una serra fotovoltaica, il problema non è il fotovoltaico in sé, il problema è il fotovoltaico che è un imbroglio che viene messo là perché poi non ci sarà nessuna serra fotovoltaica, non ci sarà lavoro per nessuno, ci saranno incentivi, mentre il fotovoltaico vero che vale la pena avere è quello sul tetto di casa tua e quindi incentivare l'idea del sì a queste cose, ok? Perché il no è facile dirlo nel momento in cui ti informi, il sì lo devi fare unendo le intelligenze, perché la mia non basta, ci vuole quella di altre persone che hanno altre idee. E quell'idea unita alla mia sono due idee che diventano una sola alla fine. Ed è quella la cosa importante e fondamentale, dell'unire comitati, cittadini, fare più osservazioni possibili nel momento in cui contrasti. E non solo, essere uniti, come è successo ad Arborea, che è un esempio attualissimo, essere uniti nel momento clou, dico io, del contrasto vero, quando realmente sei davanti a un sì o un no da parte di chi può dire sì o no realmente a un progetto. Quindi anche in quel caso l'unione fa la forza e non è solo un detto. Oggi più che mai è vero e dobbiamo ficcarcela in testa. Basta con questa cosa di essere protagonisti a tutti i costi unici. Non è così. Tanto quello che vale è il fine che si raggiunge. Quindi vale la pena essere uniti e farlo uniti. L'esempio del 69 di Pratobello è un esempio veramente che dovrebbe colpirci tutti, alla stessa stregua di Arborea, preciso identico. Si voleva fare che cosa? Un poligono militare ad Orgosolo. Cosa ha fatto la popolazione? 1 si è informato, 2 si sono informati, 3 si sono informati. Poi lo puoi chiamare comitato, azione politica, chiamalo come vuoi. La gente ha capito qualcosa. Quei pochi che hanno capito hanno passato parola. Passando parola, ed eravamo nel 69, non c'era Facebook, non c'erano forum, non c'era un accidente di niente, c'era solo la volontà di contrastare qualcosa che va contro l'interesse di tutti, l'interesse di un futuro della gente, l'interesse di un presente di quelli che ci sono e che vogliono difendere perché è giusto che ci sia un futuro in una terra. A Pratobello, contrastando, facendo cordone, dico io, sono riusciti a mandarli via, cosa che non sono riusciti a fare magari a Quirra. Però è possibile, e le forze militari sono vere e proprie forze. Gli hanno lanciato bombe a mano, non è che sono rimasti là a guardare. Bisogna leggerla la storia di Pratobello bene fino in fondo. Hanno subito anche violenza. Non è che sono andati là, gli hanno fatto un saluto, così, ciao, arrivederci. No, li hanno contrastati veramente, hanno fatto forza. Perché quello che poi fondamentalmente rimane è che molto spesso abbiamo paura di tirare fuori la forza, le persone pensano che non valga la pena, perché tanto, ma cosa vuoi fare contro la SARS? Hai visto cosa vuoi fare? Guarda un po' Arborea, no? Però la mentalità comune è quella. E che cosa fai? E cosa facciamo noi? Finché lo dice 1, 2, 3 persone, 5, 10, è sempre no quello che tu fai, non farai mai abbastanza, ma se queste 10 persone sono convinte, ne convincono altre 10 e poi altre 20, allora quella cosa forse la fai e la fai con cognizione, la fai bene e riesci a farla, che è la cosa fondamentale. Se uno ha paura di contrastare, a me mi è toccato trovarmi davanti a quelli della Saras, a sindaci che mentivano, non me ne è fregato niente, gliel'ho detto che stavano mentendo in assemblea pubblica così, non devi avere quella paura, la gente deve capire con chi ha a che fare e che cosa deve fare, cioè capire che deve guardare a sua volta le cose che sono. Perché se ti fidi del tizio che ti dice, come dicevamo prima, tu ti fidi del monitoraggio di un eventuale inceneritore, diceva Antonio, come hanno fatto a Vienna. A Vienna si fidano perché lo screening è ben fatto, qui non ti puoi fidare. Perché qui le analisi che ad esempio noi avevamo fatto per la SNAR le abbiamo mandate in America, ma chi si fida? Io mi posso fidare di uno che mi dice che tale soglia è di piombo 0, infatti mandato fuori era 1000, cioè quello che conta è cercare veramente di avere un'idea indipendente e indipendentista, in questo caso vale la pena dirlo,
essere indipendenti qui e capire che una volta che sei indipendente qui, rendi gli altri liberi e indipendenti, perché se tu dai un'idea di cui sei convinto, quell'idea va avanti, altrimenti nada. Sicuramente aggiungerei anche che c'è da rimettere in mano la responsabilità, no? Ai politici che c'erano la responsabilità. Insomma, bisogna ricordarci nomi e cognomi di chi ha la responsabilità dei sì e dei no di cui parlava Daniela. Bisogna ricordarci chi è che ha approvato i progetti che sono passati, le delibere che sono passate di tutti questi progetti. Bisognerebbe fare una lista proprio di questi politici e chiedere... Una cosa prima che la dimentico, adesso c'è il famoso piano Sblocca Italia, che poi è Sblocca Italica, tutta il pattume in giro per il mondo. Allora andatevi a cercare sul sito www.altreeconomia.it, scaricatevi questo Rottama Italia, che consiglio di leggere a tutti, giornalisti, giuristi, tutte persone indipendenti come idea, che hanno voluto... in 57 pagine dirci che cosa c'è che non va in questo Sblocca Italia. Andatevelo a cercare, scaricatelo, è gratuito e capirete ancora di più che cosa ci spetta e a cosa ci dobbiamo preparare. Passo la parola a Pablo, sei ancora in linea. Ci sei? Ora cosa si fa ad Arborea? Nella speranza che non ci sia niente da fare sempre. Come prima cosa costruiamo Fucina. Sia tra comitati, come appunto sta avvenendo, ma anche prima di tutto secondo me tra cittadini, perché fare rete e unirsi va bene, però se si fa rete da soli non si riesce a dare importanza. Io mi ricordo di un comitato qua nell'Emilia Romagna, io ora sto a Bologna, sono andato qualche anno fa a un incontro con dei comitati che si opponevano allo stoccaggio di gas nella zona di Rivara. C'erano tutta una serie di comitati, alcuni erano composti da 2 o 3 persone, erano 3 persone che formavano un comitato. Lodevolissima iniziativa, però come pretendi poi di convincere tutti gli altri o di contrastare un sindaco o non lo so, una multinazionale come la Saras se non hai convinto il tuo vicino di casa? Non si riesce a creare massa critica. Bisogna appunto fare informazione, fare educazione ambientale, civica, chiamiamola come la vogliamo, bisogna coinvolgere le persone. Dopodiché bisogna fare un passo in più, cioè chi si prende questa responsabilità di difendere la terra, di fare progettazione, perché comunque dire no a un progetto non è semplicemente dire no, ma appunto ha detto Daniela, è dire sì a tutta un'altra serie di cose. Noi all'Arborea abbiamo detto no all'estrazione di metano perché abbiamo detto sì all'agricoltura, sì a una certa qualità della vita, sì alla tutela di Stena Rubbia e dei fenicotteri, insomma, dietro ogni no ci sono migliaia di sì. E chi però si occupa di queste cose deve capire che deve fare un passo avanti. Un passo avanti significa assumersi la responsabilità pubblica davanti a tutti i cittadini e deve entrare nelle istituzioni, perché quello è l'unico posto in cui si possono cambiare veramente le cose. Io mi auguro che tutti i membri di tutti i comitati in Sardegna, appena ne avranno l'occasione,
possano candidarsi nel proprio comune, ma non semplicemente perché sono tesserati di un partito, come magari può essere, magari come hanno visto noi, che ora partecipiamo a questo dibattito, eravamo tutti e tre candidati alle ultime elezioni, perché ovviamente siamo anche tesserati di un partito, ovviamente siamo indipendentisti e abbiamo un fine ultimo. Però anche chi, insomma, tutti gli altri compagni di viaggio che magari si sono avvicinati a un comitato, comunque hanno fatto attività di difesa ambientale, poi si sono resi conto che ci sono tante altre cose che non vanno, perché ti incominci a informarti su un problema e poi noti che nella tua comunità non funziona qualcos'altro, e quel problema è derivato dal malfunzionamento di un altro e quindi ti interessi anche a quello. Cerchi di risolvere quello, ne salta fuori qualcun altro, ti rendi conto, insomma, che come dicevo prima, non è che la politica la devono fare i politici, la politica la fanno i cittadini, quindi se tutto quel qualcosa di buono che è uscito dall'attività di questa rete di comitati in questi 4 anni, 5 in Sardegna, deve trovare un approccio all'interno delle istituzioni, perché che ci piaccia o meno è lì dentro che si può veramente cambiare qualcosa e che si può creare l'alternativa concreta. No? Antonio, ci vuoi aggiungere qualcosa, anche se non... Ma infatti io quello che posso dire da un punto di vista esclusivamente di attivista di partito e di Progress, io penso che il che fare riguardi anche la nostra organizzazione, ovviamente, e il che fare non si limita, come non si è limitato, alla partecipazione ai comitati, ma è consistito e consisterà nell'elaborazione di possibili alternative, nel tentativo di rendere quanto più credibili possibili queste alternative, di renderle delegabili, come diceva giustamente Paolo, cercare di entrare nelle istituzioni e renderle realtà, partendo anche da piccole realtà, trasformarle in buoni esempi e da lì cercare di farle diventare sistema. Lancio un'ultima provocazione, vogliamo dire. Noi molto spesso ci troviamo, anzi diciamo praticamente sempre, ci troviamo ad avere a che fare con degli investitori esterni che vengono qua e propongono le loro idee di business sostanzialmente, che poi nella stragrande maggioranza dei casi vanno a confliggere con quelli che possono essere i nostri interessi. Quello che manca è anche un protagonismo economico da parte dei sardi, e questo vabbè ha ragioni storiche, diciamo, perché noi non abbiamo una vera e propria borghesia, non abbiamo delle potenzialità di investimento reali, perché poi dove sono i capitali sardi è difficile da capire. Forse l'unica entità veramente sarda che potrebbe agire con una testa sarda a fare degli investimenti in Sardegna è la regione. Forse sarebbe ora che si lasciasse un po' da parte questa idea che solo il privato può fare gli investimenti e tornare a ragionare sul fatto che non è automatico che, siccome nel passato il pubblico ha lavorato male, allora per forza lo debba fare in futuro, non è automatico che gli investimenti del pubblico debbano essere dei carrozzoni, e magari potrebbe anche essere un modo per fare degli investimenti che siano pensati con criteri nostri e che portino anche dei risultati in termini anche di profitto, non di massimo profitto, ma di profitto sì, che però abbiano delle ricadute un po' sulla collettività, e quello lo può fare solo il pubblico. Nel nostro caso, a oggi, la regione sarda, magari se tutto va bene in un futuro, una Repubblica di Sardegna. Quest'ultima riflessione di Antonio mi suggeriva di completare il ragionamento di prima, che è una coda di risposta al che fare. Nel caso dell'inceneritore di Macomer, la novità forte iniziale è stata proprio che il Comitato Non Bruciamoci il Futuro non si è limitato a dire no, ha presentato subito un progetto alternativo
che poteva contare sulla spendita della metà di quei soldi pubblici, quei 50 milioni di euro di soldi pubblici che la Regione, senza battere ciglio, nel 2010 con una delibera ha assegnato al consorzio industriale sciolto in liquidazione di Macomer per costruire un inceneritore. Con la metà di questi soldi il Comitato Non Bruciamoci il Futuro ha fatto di tutto per prospettare ai cittadini del Marghine intanto, ai lavoratori del consorzio industriale, quindi ai lavoratori che lavoravano all'inceneritore e ai lavoratori dell'indotto, una soluzione alternativa che era rispettosa sia della strategia della UE, quella del piano VAST, rifiuti zero, e sia soprattutto del concetto che ormai sta passando dappertutto, quella che i rifiuti non sono più rifiuti, i rifiuti sono una risorsa. In una zona industriale morta, come dicevo prima, come quella di Macomer, allora il rifiuto poteva essere l'occasione per riverticalizzare le materie prime e seconde che si potevano recuperare. Voi immaginate una tonnellata di rifiuto. Oggi, con la situazione di raccolta differenziata media in Sardegna, siamo nella migliore delle ipotesi, piano regionale rifiuti, dati piano regionale rifiuti del 2012, siamo intorno al 55% massimo di raccolta differenziata. Vuol dire che il 45% di una tonnellata, quindi 450 kg di indifferenziato, vanno all'incenerimento. In qualche caso subiscono un altro processo di vagliatura, quindi di separazione di pezzi di ferro, eccetera, 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 ma diciamo che il 40% va ad incenerimento. L'idea nostra, il nostro progetto era quello, sulla base dell'esperimento fatto a Vedelago, in provincia di Pavia, mi pare, o di Padova, non vorrei sbagliare, dove praticamente utilizzando il trattamento a freddo, utilizzando sistemi di separazione, eccetera, 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 si arriva a praticamente non bruciare nulla, perché il bruciare, l'incenerimento è solamente un processo di riduzione dei volumi. In realtà è un processo di riduzione dei volumi, è per evitare che altrimenti le discariche si saturano molto più in fretta di come si saturerebbero con le ceneri, diciamo, di incenerimento. Allora, noi abbiamo presentato, addirittura abbiamo invitato a nostre spese, a Macomer, in un convegno pubblico, la dottoressa Carla Poli, che è l'amministratore delegato di questa azienda, che ha illustrato proprio questo ciclo, questo processo. Pensate un po', praticamente l'adozione, la scelta politica di andare a superare l'incenerimento e invece creare una filiera del riciclo spinto di tutto il rifiuto avrebbe portato a triplicare i posti di lavoro sani, puliti, e soprattutto posti di lavoro che generavano produzione, che anziché bruciare qualcosa generavano materie prime e seconde e in alcuni casi, verticalizzando la lavorazione di quelle materie prime e seconde, potevano costituire la rinascita di quella zona industriale che oggi è fatta di capannoni vuoti, a perdita d'occhio, capannoni vuoti, la 131 che ci passa al centro e la ferrovia che ci passa al centro. Pensate un po', parliamo di infrastrutture, quella è la zona industriale più infrastrutturata di tutta la Sardegna. E ripeto, oggi una opportunità che era quella di farla diventare un polo sperimentale del riciclo e del riuso e della verticalizzazione con la produzione dei manufatti con le materie prime e seconde, invece per una scelta di paura. Allora la cosa che veramente a noi ci paralizza è la paura di perdere quel posto di lavoro, i 10 impiegati che lavorano nell'attuale consorzio industriale e i 15 operai e tecnici che lavorano nell'inceneritore. La paura di perdere il posto di lavoro di 25 persone ha determinato la impossibilità di creare lavoro per almeno 70 persone e di ricreare un polo industriale veramente nuovo, che fosse veramente al servizio di tutta la Sardegna e che poteva diventare anche un modello in Italia secondo solo a quello di Vedelago. Allora, che fare? Noi dobbiamo agire
Chi si cura di politica, e io nella mia veste di coordinatore di Progress so che devo agire per lavorare sulle coscienze. Poi nella mia veste di cittadino partecipante al comitato Non bruciamoci il futuro, come dicevo prima, devo cercare di utilizzare tutti gli strumenti, facendo, tra virgolette, quelle azioni, chiamiamole così, che fa chi ha poche forze. Io non posso affrontare il nemico in campo aperto, allora devo cercare, tant'è che, ripeto, nelle nostre osservazioni che abbiamo prodotto al Savi, e in quelle che produrremo, perché le abbiamo presentate il 3 ottobre a mano alla Savi, lì all'Assemblea Macomer, però siccome il termine è il 23, ne produrremo delle altre, stiamo studiando, stiamo cercando anche i cavilli, oltre alle questioni di sostanza e di merito, stiamo cercando anche i cavilli, perché, ripeto, alla guerra come alla guerra, e noi per difendere il nostro territorio abbiamo il diritto di usare tutto, fossero anche i cavilli. Ripeto, grazie a Dio abbiamo alcune questioni di sostanza e abbiamo fiducia nel Savi. Io l'ho detto ai tecnici del Savi, lo ripeto pubblicamente, io ho fiducia nel Savi. Non fosse altro perché ad Arborea il Savi ci ha dato ragione, ma a Macomer stesso il parco eolico di San Muzzere è stato bocciato dal Savi ed è confinante praticamente all'area dove si va a costruire l'inceneritore, che è un'area confinante al piano SIC, alla zona ZPS dell'altopiano di Abbasanta e al piano SIC del Marghine. Chiudo con una cosa però, Coldiretti. Allora, nei primi incontri come comitati abbiamo coinvolto anche Coldiretti. Coldiretti si è proprio schierata, lancia in resta contro la costruzione di questo inceneritore perché rovina naturalmente. Lì abbiamo 350.000 cappi, abbiamo aziende con 350.000 cappi nella zona di influenza, diciamo, dell'inceneritore. Quindi Coldiretti si è schierata. Coldiretti non ha presentato una riga di osservazioni al Savi rispetto alla costruzione dell'inceneritore. Noi come Progress abbiamo scritto 2 pagine relative all'impatto che l'inceneritore avrà sulle produzioni agricole, sugli interessi di destino della ZPS dell'altopiano di Abbasanta e del Savi, quelle cose che qualcuno liquida, questi sono quelli della gallina prataiola. Non sanno, perché non hanno studiato, che le zone sottoposte a tutela perché c'è anche la gallina prataiola, sono zone che generano un sacco di soldi perché agli allevatori che pascolano in quelle zone hanno diritto a premialità ed incentivi solo perché pascolano in quelle zone, hanno qualche vincolo della serie che non puoi sfalciare per esempio il fieno sotto 15 centimetri perché per non rovinare, come dire, la nidificazione e l'habitat di quella gallina, però non è vero che è per salvare la gallina prataiola, è per salvare l'indotto in termini di incentivi e di premialità che arriva a te come allevatore che allevi come dire, il tuo bestiame in quelle zone. Quindi non raccontiamoci, è grave che, ripeto, associazioni di portatori di interesse forti come la Coldiretti, che avanti ieri ho letto sul giornale la Coldiretti raccomandava a tutti i suoi associati di non chiudere contratti per la vendita del latte quest'anno sotto €1. Cioè immaginate un po', in 2 anni il latte in Sardegna era pagato 0,75 massimo, quest'anno senza che in realtà poi sia stato fatto niente, perché di quei 13 punti dell'accordo famoso che il Movimento Pastori chiedeva di chiudere con tutta quella battaglia che ricorderete c'è stata anche qui in Consiglio regionale eccetera, via Roma, Poliziotti eccetera eccetera eccetera, beh di quei 13 punti nulla si è fatto, quindi nulla la politica ha fatto, senza fare nulla per ragioni di mercato che noi non governiamo, il pecorino romano ha ripreso a tirare e oggi la Coldiretti dice ai suoi affiliati: nessuno chiuda contratti né con industriali né con nessuno per il latte sotto €1. Ora, io mi sarei atteso anche un intervento da parte di un'associazione così forte, così visibile anche, che è in grado di tenere contatti quotidiani per quelle ragioni che dicevamo prima, le tasche, perché la gente bisogna anche mobilitarla, facendogli capire che oltre all'interesse ideale di noi idealisti, di noi che stiamo nei comitati, siamo indipendentisti, eccetera, ci sono anche gli altri aspetti, ecco, scusate se mi sono dilungato, ma... Vorrei giusto aggiungere una cosa, perché con la mia formazione economica mi date un sacco di spunti con queste riflessioni.
Il fatto che quello che diceva Antonio, che la regione dovrebbe diventare anche imprenditrice e quindi portare gli investimenti, secondo me basterebbe che facesse semplicemente gli interessi della nazione sarda e dei cittadini sardi, e con questo intendo anche quelli economici, perché credo che solo in Sardegna sia capitato di vedere progetti appunto di sfruttamenti energetici senza un piano economico dietro. Cioè la prima osservazione che ho fatto quando ho visto quei progetti ho detto: dov'è il business plan? Cioè dov'è il ritorno economico nella tasca del cittadino che sta subendo l'inquinamento a fianco a casa? Se andiamo nell'Asia, in Kazakistan, se andiamo in Africa, nella più sperduta nazione con neanche livelli di cultura troppo elevati, notiamo che comunque lo Stato difende gli interessi del territorio imponendo a queste imprese, a questi soggetti privati che vogliono sfruttare le risorse di quel territorio, delle royalties che mano a mano vanno sempre crescendo. E non solo le royalties, si parla anche di impiego. I dipendenti, si obbliga l'impresa privata a formare dipendenti locali e nel giro di 5 anni, 10 anni, cioè entro 5 anni tu mi devi garantire il 20% delle royalties e il 20% dei dipendenti formati che lavorano nella tua impresa. Fra 10 anni questi diventano il 40%, fra 20 anni diventano il 60%, fra 50 anni quell'impresa è mia. Le royalties vanno al territorio, la convenienza economica ritorna nelle bollette del territorio, nelle famiglie di quel territorio, e in più mi porti posti di lavoro, dipendenti, formazione, e quindi non solo a livello di operai ma anche a livello dirigenziale all'interno delle imprese, e quindi se mi sfrutti il territorio e quindi se mi devo subire il tuo inquinamento perlomeno mi riempi in portafoglio. Neanche questo riusciamo a fare in Sardegna. Purtroppo c'è bisogno di una classe dirigente diversa che appunto badi agli interessi nazionali sardi che sono diversi da quelli italiani, e per questo ci siamo noi Progress e speriamo che la prossima volta ci vada meglio. Con questo chiudo, se non ci sono domande, perché sta per iniziare poi il dibattito di Sardegna Possibile, mi stanno cercando di stringere i tempi. Se c'è spazio per una domanda, se qualcuno... No, siamo stati chiarissimi. Perfetto, lasciamo lo spazio. Buona guarigione. Ciao. Facciamo 5 minuti di pausa e poi riprendiamo con l'altro dibattito.
Bene, buonasera a tutti, sono Sebastian Madau, attivista di Progress. Benvenuti a tutte e a tutti a quest'ultimo dibattito di politica nazionale, Sardegna possibile, presente e futuro di una comunità politica. Ci è sembrato doveroso all'interno di Dies de Vesta dedicare un dibattito a Sardegna possibile, la coalizione che alle scorse elezioni nazionali ha visto candidata a presidente Michela Murgia, sostenuta appunto da Progress e da due liste civiche, Comunidades e Gentes. In questo dibattito cercheremo di affrontare insieme ai relatori quello che è stato il percorso di Sardegna possibile e quelle che saranno le prospettive. Certamente è stato l'esperienza di Sardegna possibile fino adesso una grossa novità nel panorama politico sardo, ha acceso e suscitato delle aspettative molto forti nei sardi e il risultato elettorale, in pochi mesi abbiamo raccolto circa 80.000 voti, come sapete ahimè non sono serviti e non sono bastati a farci entrare in Consiglio regionale per una legge elettorale truffaldina. L'aspettativa di tanti su questo progetto politico continua a essere forte, e quindi oggi insieme ai relatori che adesso vi presento vogliamo capire in che modo Sardegna possibile vuole rispondere a queste aspettative. Sono qui con me Francisco Usanna, che è responsabile della formazione nazionale di Progress, membro della segreteria nazionale, Valentina Sanna di Comunidades, Federico Giuntini del circolo indipendentista Ugo Chavez e Fabrizio Palazzari di Gentes. Io inizierei dal padrone di casa, Francisco Usanna, che appunto dovrà rispondere a cosa è stato dalle elezioni, dal giorno dopo le elezioni fino a oggi, del percorso di Sardegna possibile. Prego. Prova? Funziona? Sì. Grazie a Sebastian, grazie per il padrone di casa, almeno fosse nostro questo spazio, lo utilizzeremo tutto l'anno per fare iniziative belle come Dies de Vesta di quest'anno. Intanto ringrazio tutti per essere qui, anche io, e vado subito al tema del dibattito fondamentalmente. Però ci tengo a fare un piccolo saltino all'indietro, anche per raccontare un po' come Progress ha visto nascere Sardegna possibile e in qualche modo ha dato il suo contributo affinché nascesse insieme a tutte le altre componenti e affinché insomma diventasse una bella esperienza, quella che ci tiene in qualche modo tutti assieme a lavorare per il futuro della nostra terra. E io ricordo quando in un'assemblea della primavera del 2013 chiedemmo a Michela di candidarsi, chiedemmo a Michela la disponibilità ad accettare la candidatura. Quella fu un'assemblea nazionale in cui noi tutti convinti vedevamo nella candidatura di Michela una possibilità per iniziare un percorso, e questo percorso era appunto quello che poi ci ha tenuto insieme dopo la nostra Dies de Vesta di Nuoro del 2013, sempre ad agosto del 2013, lanciammo da Dies de Vesta, in una bella serata passata in un teatro nuorese, lanciamo la candidatura di Michela. Quello fu l'inizio di quel percorso. Già alcuni pezzi di società civile, di mondo politico iniziavano a vedere quella prospettiva come una possibile strada di cambiamento, una possibile strada che attivasse le nostre energie e le mettesse in sinergia, cioè facesse sì che le nostre capacità individuali di movimento, di cittadino, di associazione, di partito, fossero finalmente al servizio di un progetto comune in grado di proporsi come alternativa reale a chi ha governato la Sardegna negli ultimi 40 anni. Quindi quel progetto innovativo, a partire dall'agosto, ha trovato sempre più entusiasmo e sempre più energie. Arriviamo alle elezioni, come diceva Sebastian bene, siamo arrivati a un risultato elettorale che non solo ha in qualche modo risposto a quelle aspettative, ma ne ha create delle altre, di nuove, perché un percorso di quel genere, un percorso così costruito dal basso, democratico, aveva bisogno di passi ulteriori. E allora arriviamo al dopo elezioni. Al dopo elezioni tutti noi ci siamo interrogati. Un grande risultato come quello compiuto, che non è bastato per garantire una presenza in Consiglio regionale delle tre componenti di allora, che sono già cresciute, diciamocelo francamente, siamo già di più. Oggi siamo già più sensibilità che si confrontano e che stanno assieme. Il giorno dopo le elezioni ci siamo iniziati a interrogare come si prosegue, come continuiamo questa bella avventura, questa avventura che deve rimanere un'avventura di democrazia, ma un'avventura di alternativa. Un'avventura di alternativa seria e coerente, in grado di essere delegata dai sardi a governare la propria terra e in grado di arrivare alle prossime elezioni nazionali
a vincerle quelle elezioni, perché oggi ci rendiamo conto che forse qualcosina la potevamo fare di più in campagna elettorale, avremmo potuto sforzarci di più di trovare altre sensibilità che potessero stare con noi, ma i tempi in quel periodo sono stati molto stretti, molto risicati per costruire una vera e propria alternativa in grado di andare oltre le soglie di sbarramento che ci ha imposto la legge elettorale e che ci hanno costretto a rimanere fuori dal Consiglio regionale. Quegli sforzi li stiamo mettendo in campo adesso. Che cosa abbiamo fatto? Lo dico io, poi lo diranno gli altri dal loro punto di vista. Io lo dico perché rappresento un partito politico che ha i suoi organi e organismi democraticamente eletti e che ha scelto quale deve essere la strada. La segreteria che oggi rappresento ha deciso che Sardegna Possibile ha deciso per conto nostro il messaggio da portare al tavolo, che Sardegna Possibile doveva rimanere uno spazio di sperimentazione, uno spazio in cui non si crea un nuovo partito politico con mega meccanismi burocratici, ma si crea una vera e propria rete di organizzazioni che danno spazio all'innovazione anche organizzativa, che sanno realmente mettere al centro i territori e le capacità politiche delle diverse organizzazioni nello stare assieme. E badate bene, stare assieme e costruire fiducia tra organizzazioni differenti è una innovazione incredibile, perché noi abbiamo le coalizioni politiche elettorali in Sardegna, che sono solitamente quelle unioniste che governano la Sardegna negli ultimi 50 anni facendo i danni contro cui siamo chiamati a dare risposte. E allora l'idea di fondo è che l'innovazione organizzativa è quella che dobbiamo produrre, a partire da una bella assemblea partecipata che si tenne a Sarule, si è costruito un processo di partecipazione, si è data vita a Samesa, un tavolo in cui noi ci confrontiamo e in cui probabilmente il confronto è anche acceso, perché le idee su come dare forma a questa rete di organizzazioni, a questa organizzazione di organizzazioni, è una cosa talmente complicata, talmente tanto impegnativa, per cui ci sarà bisogno di tutte le energie che ci sono presenti nel territorio, di tutti i supporti e gli stimoli che verranno dal territorio. E oggi, addirittura come Progress, abbiamo deciso che alla nostra festa non poteva mancare un dibattito di questo genere, per fare il punto, per confrontarci, per vederci in faccia e per capire quale può essere il futuro. Forma rete, costruire una rete, costruirla con pezzi di fiducia nuovi, con fiducia nuova, con capitale sociale nuovo, che sia veramente il futuro di questa terra. Perché alle prossime elezioni non potremo permetterci di arrivare sotto gli sbarramenti. Alle prossime elezioni non dovremo arrivare come una coalizione elettorale, noi dovremo arrivare come qualcuno che ha costruito politiche nei territori, che ha partecipato alle elezioni amministrative, che ha costruito nuove giunte comunali in grado di governare il bene delle comunità. Questo è il futuro di Sardegna Possibile per noi. E Sardegna Possibile deve costruire reti che si allargano, non può rimanere rinchiusa nelle 3 componenti che gli hanno dato vita, ma deve costruire relazioni. Noi ieri abbiamo fatto un bellissimo dibattito di politica nazionale con altre forze politiche, che sono state in qualche modo alcune alternativa all'attuale sistema di potere politico. E allora, dal nostro punto di vista, e chiudo, anche perché credo che sia poi il caso di lasciare anche la parola a chi ci ascolta, oltre che alle nostre posizioni, credo che il nostro futuro stia nella capacità di immaginarlo un futuro. Diceva Thomas Sankara, dobbiamo immaginare il nostro avvenire, dobbiamo immaginarcelo il nostro avvenire. La Sardegna Possibile e le organizzazioni che fanno parte, che danno vita a Sardegna Possibile, devono dare il loro contributo per immaginare questo avvenire e per costruirlo tutti assieme, a partire dalle comunità locali, a partire dall'innovazione, senza cadere in vecchie trappole burocratizzanti di nuovi partiti. Progress non può immaginare di dare vita a un nuovo partito, Progress è già un partito e nella sua soggettività vuol far parte di una rete che dà vita al cambiamento e questa rete per noi deve trovare spazio in questi mesi di lavoro alacre, serio, coscienzioso e politicamente corretto verso tutti noi. Dobbiamo essere molto rispettosi delle nostre individualità e delle nostre posizioni politiche. Noi crediamo che l'indipendentismo stia molto bene con il non dipendentismo, con chi si sta avvicinando a una prospettiva di blocco nazionale, di alternativa nazionale. Quindi credo che da qua si possa ripartire anche con questo dibattito di oggi per garantirci altre occasioni di confronto. Grazie. Grazie Francisco, penso che appunto la novità di Sardegna Possibile tra le altre è stata anche questa, cioè il mondo dell'indipendentismo che si apriva a chi indipendentista non era ma voleva condividere un pezzo di percorso e il discorso appunto dell'importanza della rete
sta tutto qua. Darei la parola a Fabrizio Palazzari di Gentes. Prego. Grazie. Buonasera a tutti. Sono molto lieto di essere qua con voi, anche perché ho iniziato a partecipare agli incontri, a essere invitato agli incontri di Progress già dal 2010, mi sono sempre trovato a casa, devo riconoscere. Io sono stato candidato con la lista Gentes alle ultime regionali e oggi rappresento Gentes. Che cosa è stata Sardegna Possibile per Gentes? Che cosa sono state le elezioni regionali del 16 febbraio 2014? Penso che Francisco lo abbia spiegato e descritto molto bene. È stato innanzitutto un momento di straordinaria partecipazione, che è caso abbastanza unico in Sardegna, quasi a dei cicli decennari, inizialmente ventennari, poi decennali, perché se partiamo dall'84 col Pisdazzi di Mario Melis, al 2004 con Renato Sole, sono 20 anni, al 2014, e sono 10 anni, è come se la Sardegna fosse all'interno di un fiume carsico profondo che, con una velocità che sembra sempre accelerarsi, porta a momenti in cui la Sardegna si interroga, si apre e dà spazio anche a forze che tradizionalmente non erano presenti nello scenario politico di entrare. Questo è stato un po' il mio caso. Io nel 2014 mi sono messo in gioco candidandomi con Gentes, con Sardegna Possibile, perché ho creduto in questo progetto e nell'apertura di questo progetto. E mi hanno affascinato gli host, la grande attenzione tematica dedicata anche a livello territoriale, erano itineranti a temi forti della regione, che oggi ci rendiamo conto non hanno un governo capace di dare una direzione. Parlo di sanità, trasporti, anzi nel nostro caso si parlava di salute, di mobilità interna ed esterna, scuola, eccetera. Credo che tutto questo sia stato Sardegna Possibile fino al 16 febbraio. È stata anche un'esperienza fatta di velocità. Le elezioni sono durate un mese, è stata la campagna elettorale più breve della storia autonomistica. Dal 12 gennaio, giorno dell'accettazione delle firme per la presentazione delle liste, al 16 febbraio è poco più di un mese. Gentes, nel caso specifico, è nata in un mese. E in un mese ha fatto una campagna anche straordinaria insieme a Comunidades e a Progress, creando anche eventi gestiti, autogestiti dai candidati. È stato veramente un momento di energia positiva molto forte, che poi paradossalmente è stato quasi spento dall'esito elettorale, che di fatto non ha lasciato nessuna rappresentanza a 80.000 sardi per via di una legge elettorale che, come sappiamo, aveva dei vincoli, dei limiti di incostituzionalità sotto il profilo del premio di maggioranza e anche delle soglie di sbarramento, motivo per cui non abbiamo dei rappresentanti. Ma dopo il 16 febbraio è successa anche un'altra cosa. Io ho la sensazione quasi che Sardegna Possibile fosse come una saponetta in mano alle tre componenti, e di colpo ci è sfuggita di mano. Questa saponetta è saltata fuori, ma è saltata in alto, è andata a un livello più alto, e noi l'abbiamo cercata, la stiamo cercando in basso, non rendendoci conto che forse dobbiamo alzare lo sguardo e vedere dov'è quella saponetta e provare a raggiungerla. Cosa voglio dire? Voglio dire che dopo il 16 febbraio quel gruppo dirigente, quel gruppo di attivisti, quei candidati che avevano animato quel progetto sono diventati qualcosa di più, sono diventati 80.000 sardi che hanno dato la fiducia a quelle liste, sono diventati attivisti che hanno avuto speranza in quelle liste, e oggi a quei sardi bisogna dare una risposta. Noi dopo le elezioni abbiamo cercato di creare un percorso, come ha detto Francisco, che ha portato a creare un tavolo di coordinamento, di incontro tra queste componenti. È stato un percorso lungo e difficile, ma oggi c'è un tavolo a Samesa dove ci si incontra, si sta provando a raccontare e a descrivere una nuova forma organizzativa. Ovviamente siamo consapevoli che quelle anime che hanno alimentato il 16 febbraio oggi sono più presenti che mai, e sono anime che hanno interessi apparentemente contrapposti, ma in realtà un unico percorso. C'è un'anima fortemente movimentarista che ha creduto molto nei territori, nell'azione dei CAP, e per questa anima Sardegna Possibile la politica è innanzitutto movimento e territorio. Hanno difficoltà o soffrono l'idea di un coordinamento un po' più elevato. Ci sono poi i candidati, gli elettori che hanno votato le tre liste, che magari credono anche nella necessità di conservare queste tre liste elettorali per dare anche una rappresentanza che unisca, come è stato detto molto bene, l'idea originaria, che era di unire indipendentismo e non dipendentismo, o comunque riconoscersi e dare uno spazio comune dove elaborare proposte. E in questo noi oggi ci troviamo, in questo passaggio importante. Come uscirne ho delle proposte, ma le riservo al secondo intervento. Grazie.
Grazie, passo ora la parola a Valentina. Grazie per avermi tolto un sacco di argomenti. Riflettevo su un aspetto. Quando abbiamo perso le elezioni, nel senso, non dico non le abbiamo vinte, quando abbiamo perso le elezioni, perché non entrare in consiglio regionale comunque significa perdere le elezioni, c'è stata rimproverata una grande ingenuità politica. Questo è un argomento che comunque in campagna elettorale in molti ci hanno fatto, soprattutto sulla stampa o comunque gli avversari politici, che non avevamo capito la legge elettorale e che se l'avessimo capita ci saremmo presentati con una sola lista, come magari ha fatto qualcun altro. Io sotto questo aspetto avevo già risposto, avevo scritto un articolo proprio su Sardegna Possibile e avevo risposto che non era vero che la nostra era stata una scelta partorita dall'ingenuità politica. La nostra è stata una scelta consapevole e l'oggi che stiamo vivendo e quello che stiamo costruendo lo possiamo costruire grazie a quella scelta, perché quella scelta originava proprio da un'idea dello stare insieme e del poter stare insieme proprio nelle nostre diversità. La proposta politica di Sardegna Possibile era una proposta diversa, che non poteva essere associata a nessun'altra in quel momento o associata a quelle proposte che erano state fatte fino a quel momento. Noi stavamo mettendo insieme percorsi politici diversi, storie politiche e anche in un certo senso ideologie diverse. Progress era un partito già, ed era un partito di indipendentisti. Fare una lista unica avrebbe significato o snaturare Progress oppure fare un'unica lista di Progress con persone che sia come candidati magari non si riconoscevano in un'idea indipendentista, un'idea ideologica dico indipendentista, ma anche fare un'offerta politica molto riduttiva rispetto a quanto invece noi volevamo fare. Perché come ha detto Francisco, noi avevamo in mente di creare un blocco, no? Un blocco alternativo a quelli che si stavano presentando alle regionali, ma un blocco alternativo a quello che si era verificato nel panorama politico regionale fino a oggi. E io credo che in questo siamo riusciti. Ed è vero che abbiamo perso le elezioni, le abbiamo perse a causa di questa legge elettorale sulla quale credo dovremmo essere noi per primi elaborare una proposta diversa, pungolare da questo punto di vista la giunta regionale, il consiglio regionale, tutte quelle persone che lì adesso siedono in consiglio regionale e dicono sì è vero questa legge è ingiusta però voi non l'avete capita, non vi siete attrezzati. Il punto non è quello, il punto politico è combatti anche tu per la democrazia, non solo la mia, la democrazia per tutti. Allora, noi abbiamo fatto una scelta consapevole, quella scelta è giusta e corretta perché ci permette di lavorare per una prospettiva e la prospettiva per Sardegna Possibile, se oggi la caliamo poi nel presente, io parlo per me, probabilmente non ritengo neanche che la prospettiva sia l'immediato vincere le prossime elezioni comunali o ecco, non immagino che il nostro percorso debba essere legato alla prestazione, ma immagino che il nostro debba essere un percorso legato alla costruzione di qualcosa di molto più importante. 76.000 sardi che ci hanno votato e che quindi hanno dato fiducia al nostro progetto sono tantissimi. Per poter realizzare quello che noi abbiamo in mente abbiamo bisogno di molte più persone. E per convincere molte più persone abbiamo bisogno di lavorare molto. Conquistare la fiducia delle persone è un'operazione molto difficile e prima di tutto dobbiamo lavorare sulla fiducia tra noi che lavoriamo insieme.
Io penso che questo, che oggi nel presente una cosa molto preziosa sulla quale possiamo contare è che questi mesi, che a me non mi è sembrata così breve la campagna elettorale, a me è sembrata, e secondo me è stata anche lunga, perché comunque la nostra campagna elettorale è partita dalla candidatura di Michela, la campagna elettorale è stata la costruzione delle liste, cioè per me quella è stata forse la vera campagna elettorale, andare nei territori, cercare le persone, convincerle parlando del nostro progetto, che valeva la pena investire le proprie energie, il proprio tempo, anche il proprio denaro, perché ci siamo autofinanziati, per questo bellissimo progetto, che non era un progetto a scadenza breve, ma era un progetto sul quale chiedevamo di investire per il futuro, perché oggi noi stiamo in qualche modo raccogliendo un po' l'esperienza delle elezioni regionali, stiamo facendo tesoro anche degli errori che abbiamo fatto, perché ne abbiamo fatto, e però abbiamo guadagnato, secondo me, una consapevolezza dello stare insieme, perché oggi stiamo trovando veramente tutte le ragioni, oltre a quelle che c'erano durante le elezioni, che era quello di raggiungere un risultato, no? Sì, avevamo in mente un'idea, però in quel momento la nostra priorità era comunque raggiungere un risultato, che magari era entrare in consiglio regionale. Oggi quell'obiettivo è cambiato, secondo me, è diventato un obiettivo molto più importante, molto più alto, anche più difficile, perché oggi manca la ragione, diciamo, della contingenza e dobbiamo trovare invece le ragioni vere del nostro stare insieme e quindi affrontare le nostre diversità, mettere da parte, anche rinunciare forse a qualche nostra posizione non ideologica, ma rinunciare forse a un'idea che avevamo all'inizio e capire che quello che stiamo facendo insieme non è qualcosa che stiamo facendo per noi. Cioè il nostro modo di stare insieme, di fare politica, forse la cosa che ci unisce di più, è che abbiamo lo stesso modo, la stessa idea della politica, cioè di qualcosa che vogliamo fare per gli altri, non magari per vederne subito il frutto, ma lo stiamo facendo perché un giorno, magari non saremo noi, ma sarà qualcun altro a raccogliere quei frutti. Io credo che se non ci faremo prendere dalla fretta di raggiungere traguardi nell'immediato, di dover vincere a tutti i costi delle elezioni, di doverci presentare in tutti i comuni, ma privilegiamo il progetto, il percorso che dobbiamo fare, guardando alle persone che ci hanno votato e a quelli che magari non ci hanno votato per paura, perché non hanno avuto il tempo di conoscere il nostro progetto. Ecco, io credo che se noi non ci faremo prendere dalla fregola così, di realizzare qualcosa di appetibile subito, ma cureremo, nutriremo questo progetto come una cosa preziosissima, io penso che Sardegna Possibile diventerà davvero quella cosa che diceva Francisco, no? Questa grande comunità politica, questo spazio politico e questa innovazione soprattutto, perché noi stiamo pensando a una cosa completamente diversa. E una cosa completamente diversa può generare diciamo timore da parte di chi ovviamente ci vede come un elemento di disturbo, qualcosa che magari può attrarre l'attenzione di tante persone che fino ad oggi li hanno votati perché non c'era l'alternativa. Ecco, se avremo la capacità di fare questo, faremo qualcosa non soltanto di utile per i sardi, ma qualcosa di realmente diverso, che secondo me può essere considerato anche un laboratorio anche a livello nazionale. Grazie Valentina, ricordava, mi sovviene lo spot elettorale Abbiamo altri traguardi, dove Giacomo Casti se la correva per tutta la Sardegna. Adesso diamo la parola a Federico del circolo indipendentista Hugo Chavez, prego. Saluto a tutti, gracias a Progress por su convito a Dies de Vesta.
e a questo dibattito Sardegna Possibili, presenti e venitori di una comunità di politica. Questo dito, e in particolare queste espressioni, comunità di politica, si fragili in meta. Potete pensare su chi aiuta a me a comprendere su chi può usare queste possibili poti e depidessi. E stanno non a altre organizzazioni di tipo classico, ma uno strumento di tipo non su panorama politico sardo. Una realtà formata da varie forze nazionali e territoriali, strutturata in maniera dinamica, originali, flessibili, che traballi da sopra di questioni concrete, elaborando analisi e accattando soluzioni. Sì. Si decide in mera finza chi sa topiausi, noi può arregionare pari a sopra dei suoi presenti e dei suoi benitori, dei Sardegna Possibili, e a si domandare vari si ita de più vai può adelantare questo processo, commenti del più vai e finza conchini del più vai. Dunque, può parlare nostro la prima cosa che comprendi, può adelantare questo processo e stica Sardegna Possibili di essere presenti, radicate, attive nel territorio, in ogni territorio, città dopo città, bida dopo bida, quartieri dopo quartieri. E poi noi, sta roca per l'indipendenza passare da noi. Secondo noi, questa comunità di politica di Sardegna Possibili può tenere un ruolo di importo in società di Sarda, scetti si arrennesciti a si inserire entro le contraddizioni nazionali e sociali, a introdurre il popolo sardo e il Stato italiano. Si arrennesci a fare comprendere i sardi che il meccanismo di dipendenza politica, economica, culturale e vinzas ambientali, come narra da Franz Fanon, vunti anacronistico e a fare comprendere che anche noi a questa nazione sarda e a filussuso. E infine chi arrennesce a costruire in questa società di sarda dinamiche di trasformazioni e di mutamento, a partire proprio delle più spiticheddas e delle più periferiche. Poi noi devo capire. Grazie Federico. Prima del secondo passaggio ci tengo a ricordare a tutti i presenti che a questo dibattito politico seguirà la cena e lo spettacolo poi di Diablo, quindi ci fa piacere se vi trattenete e se possiamo scambiare poi anche due chiacchiere informali alla fine del dibattito. Quindi passiamo al secondo passaggio dove chiediamo ai relatori le prospettive, che cosa hanno intenzione di mettere in campo per rispondere alle esigenze che appunto da parte di tanti sardi sono nate intorno a questo progetto. Prego Francisco. Allora, intanto mi preme chiarire che noi siamo, da partito indipendentista, il nostro primo obiettivo è costruire coscienza nazionale e lavorare per la Repubblica di Sardegna, e credo che sia lo spirito che anima tutte le componenti indipendentiste che stanno in Sardegna Possibile. A partire da questo spirito noi abbiamo l'intenzione di dare il nostro contributo al lavoro quotidiano del fare, del cambiare, del mettere in campo politiche, anche perché in fondo le nostre idee, le nostre proposte politiche hanno a che fare con la quotidianità delle nostre comunità e quindi in alcuni casi sono già attuabili fondamentalmente. Avevamo una serie di programmi e prospettive di politiche da proporre alle nostre comunità che sono già agenda politica. Per noi lo diventano pianamente nel nostro agire di partito, perché noi stiamo continuando col nostro agire individuale, anche quello che non è concordato in Sammesa, stiamo continuando a proporre le nostre proposte politiche. Noi ad esempio nelle prossime settimane presenteremo il piano per la mobilità elettrica, che è un lavoro che ha fatto i nostri attivisti, su cui hanno lavorato i nostri attivisti e che era parte del programma del patrimonio condiviso all'interno di Sardegna Possibile. Fare in modo che ci siano degli investimenti in Sardegna seri,
dai fondi FESR, dai fondi strutturali europei, che cambino la mobilità della nostra terra, che cambino radicalmente il nostro modo di pensare la produzione energetica rivolta ad abbattere un costo per le nostre famiglie, come la mobilità. Oggi spendiamo 750 milioni di euro all'anno per pagarci il gasolio e abbiamo prospettive tecnologiche che ci permetterebbero di abbatterlo di 1/3 nel giro di 5 anni, se riuscissimo a mettere mano a delle politiche di questo tipo. E allora Progress ha l'idea di continuare a lavorare su tutti i campi che abbiamo messo nel nostro programma collettivo, di lavorare individualmente e assieme. Questa è una delle cose che dovremmo continuare a fare, ad esempio, perché ci sono degli amministratori che fanno un riferimento. C'è stata anche l'esperienza di Serrenti Possibile, dove ci sono dei consiglieri comunali, ma noi abbiamo i nostri amministratori che quotidianamente lavorano nelle comunità e che devono portare avanti anche questa idea di blocco, di alternativa nazionale, no? Perché è la concretezza delle nostre facce quando ci poniamo davanti alla gente del nostro quartiere, il farci vedere che cosa pensiamo, cosa diciamo e cosa facciamo, che farà passare l'idea che è possibile un'alternativa seria, che si chiami Sardegna Possibile o che si chiami una Sardegna Possibile allargata a tutte le componenti nuove che vorranno farne parte. Noi oggi la prima cosa che abbiamo da fare è saper essere accoglienti, tutti quei pezzi di società che hanno visto nel nostro progetto un progetto a cui dare una mano. Oggi c'è tanto attivismo che è molto diverso dall'attivismo che storicamente si è costituito nelle forme sociali di cambiamento, come diceva Federico. Noi dobbiamo essere bravi ad accogliere queste persone e a farle lavorare. Noi lo faremo in primis come partito politico, ma credo che tutte le componenti debbano lavorare su questo versante. Ogni componente ha il dovere da domani, tutte le componenti piccole o grandi, localizzate come il Chavez a Cagliari, oppure che hanno un'ambizione di ricoprire tutto il territorio nazionale sardo, per me nazionale, poi per le componenti magari può essere regionale. In questo lavoro di ogni singola componente noi dimostreremo il nostro saper fare e anche la nostra capacità di crescere nell'organizzare iniziative, confronti. La prima cosa da fare, secondo me, una volta stabilite delle regole di governance interne, che sono quelle su cui stiamo lavorando fondamentalmente, per stare assieme si ha bisogno di poche regole ma chiare, che rispettino le diversità e garantiscono le sinergie. Queste regole sono seguite automaticamente dall'individuazione di un paio di temi che ci mettano assieme a lavorare anche sul territorio. Penso alla questione delle basi militari. Stiamo portando avanti un'iniziativa come Pesa Sardegna, tutti quanti assieme. Pesa Sardegna rappresenta il modo attraverso cui Sardegna Possibile agisce, perché rappresenta un modo per dire no a quello che succede nei nostri territori con le servitù militari e rappresenta finalmente un modo per mettere a frutto un punto programmatico del nostro programma politico che abbiamo presentato ai sardi alle scorse elezioni. E Pesa Sardegna però, badate bene, è una cosa che va anche oltre Sardegna Possibile. E lì dentro ci sono le componenti di Sardegna Possibile, ma ci sono anche altri movimenti, il Fronte Indipendentista Unido, ci sono una serie di associazioni che lavorano nel territorio. Quello è il modo attraverso cui noi dimostreremo alla Sardegna che si può lavorare anche oltre i confini delle sigle, anche oltre i confini del nome che ci siamo dati. E allora una delle prime cose che dovremmo fare intanto è portare a compimento il lavoro di Samesa, perché Samesa per il momento è rimasto uno spazio che conosciamo in pochi, no? L'esistenza di Samesa. Chi di voi sapeva dell'esistenza di Samesa de Sardegna Possibile? Chi di voi? Alzi la mano. Forse gli attivisti di Progress e forse un po' di persone che sono parte dei processi di Gentes e Comunidades e del Chavez. Ma le persone che partecipano a questo dibattito non lo sapevano. Noi dobbiamo mettere al corrente quotidianamente di quello che stiamo facendo, perché è nella trasparenza delle nostre azioni, nella trasparenza di quello che facciamo quotidianamente che dimostriamo di poter governare la Sardegna del futuro. Quindi regole di governance subito, in maniera tale che sappiamo stare assieme e che duri, perché le regole chiare ti fanno durare nel tempo. Noi non abbiamo ambizioni, la nostra ambizione è del lungo periodo, dell'indipendenza nazionale. La nostra ambizione del breve periodo è governare bene le nostre comunità e la nostra terra, iniziare a governare anche con alleanze più ampie. Quindi dobbiamo iniziare a fare questo percorso stabilendo le regole, condividendole, anche scontrandoci su queste regole, ma definendole chiare. E poi partire, come abbiamo già fatto, proseguire sul lavoro su 2 o 3 temi su cui abbiamo una posizione di breve e di lungo periodo condivisa. Ad esempio le servitù militari, ad esempio un'altra serie di azioni sulle imprese. Oggi ne abbiamo parlato in un dibattito durante la mattina di Dies de Vesta, le politiche per le imprese. Chi è che fa oggi, che propone politiche per le imprese innovative? Nessuno.
Facciamolo noi, condividiamo un tavolo di discussione e prepariamo qualche cosa che dia una risposta al nostro tessuto imprenditoriale che sta morendo di fiscalità italiana. E allora credo che da queste cose concrete si possa ripartire. Grazie. Grazie Francisco, la parola a Fabrizio. Grazie. Dunque, l'ho anticipato nel mio primo intervento, ho parlato di alcuni cicli che vedo ventennali, decennali, forse il prossimo ciclo sarà quinquennale, quindi mi piace pensare insieme a voi che tra 5 anni ci possa essere un'altra grande occasione di cambiamento vero e importante per la Sardegna. Traguardando quella data, che cosa fare oggi per quel futuro prossimo? Lavorare sicuramente da oggi, ma lavorare anche con la consapevolezza che dovremmo affrontare, a mio avviso, il tutto con una visione molto profonda e molto lunga. E in questa visione dovranno esserci almeno 2 punti importanti, e nell'introdurli vorrei fare riferimento a un caso di un paese che è lontano dal nostro, ma che ha vissuto un'importante fase di trasformazione e che oggi è nella cronaca di tutta la stampa internazionale. Parlo dell'Uruguay, l'Uruguay di Pepe Mujica. Perché? Perché Pepe Mujica, intervistato di recente su 2 nodi centrali della storia uruguayana, che oggi è un paese che fa innovazione sociale, modernizza e che ha avuto un passaggio glorioso anche nella innovazione democratica, interrogato su quali fossero stati i 2 nodi centrali dell'Uruguay, ovvero perché la dittatura uruguayana non avesse mai ucciso i suoi oppositori, ma solamente li avesse, annichiliti psicologicamente, ma non uccisi come avvenne per esempio in Argentina negli anni 70. E sulla seconda domanda, com'è che l'Uruguay è riuscito con il Frente Ampio, unico partito al mondo, a unire tutti i partiti della sinistra uruguayana in un'unica coalizione? Bene, Pepe Mujica, nel rispondere a queste 2 domande, a questi 2 nodi storici, fa riferimento alla natura, all'essenza, all'identità forte dell'Uruguay. E dice, queste 2 cose sono state possibili perché noi siamo uruguayani. Uno, perché abbiamo sperimentato la guerra civile nella nostra fase iniziale del processo di costruzione nazionale e quindi oggi rispettiamo la vita. 2, perché siamo fatti di diversità, siamo fatti di immigrati. Il 40% della popolazione di Montevideo è fatta di immigrati per lo più europei. In questa diversità urbana gli uruguayani si sono conosciuti e sono abituati da sempre a negoziare. Quindi rispetto della vita e negoziazione sono i 2 nodi che hanno permesso all'Uruguay di essere oggi quello che è oggi. Quali sono i 2 nodi per la Sardegna di oggi e di domani? A mio avviso sono questi. Il primo è il riconoscimento. Noi tutti in Sardegna lo sperimentiamo ogni qualvolta attraversiamo le campagne, se incontriamo qualcuno sconosciuto lo salutiamo. È naturale, non avviene dappertutto, però in Sardegna avviene. C'è quasi una tensione profonda al riconoscere l'altro. Viene spontaneo e non in tutto il mondo avviene. La seconda cosa è che la Sardegna ha una grandissima diversità, una diversità profonda. Spesso tendiamo a inscatolare la Sardegna in una visione monolitica, fatta di determinate caratteristiche anche a volte stereotipate. E invece la Sardegna è fatta di tante diversità che dovremmo incominciare a scoprire e che Sardegna Possibile aveva iniziato e ha iniziato a scoprire. Quindi vedo il futuro di Sardegna Possibile che parta dal riconoscimento inizialmente da parte di tutti, delle componenti che rappresentano questa componente, questo spazio politico importante. Dobbiamo riconoscerci e riconoscerci mutualmente. Secondo, dobbiamo riconoscere le diversità nostre e della Sardegna e fare di queste diversità la vera forza, quasi fino ad arrivare al concetto di Sardegne possibili. Grazie. Prego Valentina. Allora, il futuro di Sardegna Possibile. Siccome io ho difficoltà anche a vedere il mio futuro, l'ho sempre avuta questa difficoltà, però credo di essere stata sempre abbastanza lucida nel valutare il presente e le opportunità che possiamo avere per costruire il futuro. Le opportunità noi ce le abbiamo tutte, ce le abbiamo già in mano, abbiamo tutti gli strumenti. Suonerà strano a Francisco, ma anche io fra tanto tempo mi immagino una Sardegna indipendente. Ma il punto qual è? Non è quello che immagino io o quello che voglio io. Il punto è far desiderare, far vedere questa cosa anche a tutti quelli, a tutti i sardi che oggi
non pensano all'obiettivo dell'indipendenza della Sardegna e in realtà non ci penso neanch'io, anche se mi sembra una bella idea. Quello che per me è importante, che credo sarà importante far capire alle persone, è far vedere come questo obiettivo si potrebbe raggiungere. Cioè, facevo un po' una discussione con il segretario stamattina su questo, perché mi rendo conto che non la pensiamo diversamente su tante cose, ma magari discutiamo sul percorso che è necessario fare per arrivare a questo. E il percorso che noi abbiamo il dovere di fare non è il percorso nostro, cioè metterci d'accordo noi e dirci vabbè, abbiamo tutti lo stesso obiettivo, ma qual è l'obiettivo che vogliamo raggiungere e come lo possiamo raggiungere. A me banalmente viene da dire che le persone noi le convinciamo o si convincono quando gli prospettiamo che quella soluzione è più conveniente. È più conveniente. Non è un modo materiale di dire la cosa, ma del resto mi metto nei panni di una qualunque persona, no? Che magari in questo momento sì, sta maluccio, ma non sta malissimo. E che non riesce a vedere come guadagnare, no? Conquistare l'indipendenza dallo Stato italiano possa essere una cosa addirittura possibile, non tanto utile o conveniente, non la vede proprio possibile probabilmente. Allora la responsabilità che noi abbiamo, se invece abbiamo questa convinzione che siamo in grado di farlo, è di fargli vedere che si può fare. Ma noi oggi non siamo ancora in grado di fargli vedere questa cosa, non possiamo fargli vedere una cosa che non c'è. E allora dobbiamo fargli vedere con le cose che facciamo, piano piano, che questa cosa è possibile. Cioè dobbiamo mostrare i fatti. Per questo io dico che quasi dobbiamo evitare alcuni errori. L'errore di costruire delle categorie anche al nostro interno. Definire, cioè voi siete indipendentisti. L'essere voi indipendentisti che cosa comporta? Che chi non è in questo momento indipendentista o non vuole dichiararsi indipendentista sia qualcos'altro e deve trovare una definizione. Io rifiuto questo, cioè nel senso io non mi voglio definire, mi definisco per quello che penso, no? Per quello che dico. E credo oggi di aver detto una cosa che va al di là anche di una definizione. Cioè ho espresso un pensiero che non è soltanto un desiderio, è un pensiero. Perché comunque anche io ho fatto un percorso, no? Cioè, mi sono resa conto che lo Stato italiano in questo momento ci è ostile. In questo momento è da anni che ci è ostile. Ma questo non vuol dire che io lo considero un mio nemico. No, è che io lo vedo per quello che è. Cioè, è un interlocutore che ha manifestato ostilità nei confronti della mia terra. E quindi non riesco a riconoscermi in quello Stato. Questo non vuol dire che io non senta come fratelli gli italiani, perché altrimenti non potrei fare neanche le battaglie a favore dei palestinesi. Cioè non credo che difendere i diritti degli italiani significhi non essere prima di tutto sarda e non combattere per i diritti dei sardi. Per questo per me pensare alla liberazione della Sardegna e quindi arrivare alla conquista, no? A un giorno a poter dire questa terra è mia, le risorse di questa terra ci appartengono, le utilizziamo per stare bene, non le facciamo sfruttare, troviamo il modo di stare in piedi da soli pagandoci la sanità, pagando la pubblica amministrazione. Queste cose alle persone dobbiamo dimostrare, perché se noi non gli dimostriamo che possiamo vivere pagando i nostri conti e non facendoceli pagare, se non gli dimostriamo questo, la parola indipendenza può essere piena di significato per tanti di noi, ma è vuota invece di significato per un sacco di altre persone. Allora questo è il lavoro enorme che dobbiamo fare.
Quindi io il futuro di Sardegna Possibile e quindi il futuro della Sardegna lo vedo nel presente, cioè nel lavoro che riusciamo a fare adesso nel presente e nel percorso che faremo tutti insieme, stando attenti al fatto che stiamo partendo dallo stesso punto, cioè dallo stesso obiettivo, dallo stesso desiderio. Non c'è un... io credo che non ci sia neanche più la discussione, devo dire la verità, per me non c'è la discussione che siete indipendentisti, io non sono indipendentista, per me questo argomento è superato e penso e spero che sia superato per la maggior parte di quelli che oggi fanno parte di Sardegna Possibile, perché non sarà questo il nostro problema. Il nostro problema sarà convincere tante persone che abbiamo bisogno di loro per costruire insieme tutto questo, perché qui non c'è bisogno di persone che hanno ruoli in questo progetto, c'è bisogno di persone che abbiano funzioni. Le stesse liste civiche che sono nate per le elezioni regionali, che sono Gentes e Comunidades, io non mi sento proprietaria di Comunidades. Io ho avuto un ruolo, mi è stato dato un compito alle elezioni, cioè costruisci questa lista insieme ad altre persone, ma tu ne hai, come dire, la responsabilità, sei la coordinatrice. Le elezioni sono finite. Comunidades non appartiene a Valentina Sanna, anche se in questo momento io sono presidente di questa associazione perché per legge dovevamo costituire un'associazione. Ma da oggi questa lista, diciamo, Comunidades, è uno strumento a disposizione di tutti. Gli organismi interni di Comunidades non esistono, cioè nel senso li possiamo azzerare, è un contenitore che va riempito di persone e bisogna dargli funzioni, perché noi di questo in Sardegna Possibile abbiamo bisogno di strumenti e di persone che usino questi strumenti per realizzare gli obiettivi che ci siamo dati. Noi gli obiettivi ce li abbiamo chiarissimi, non abbiamo un problema su questo, abbiamo gli obiettivi, dobbiamo, diciamo, mettere a punto gli strumenti, dobbiamo richiamare tutte quelle persone che ci hanno seguito e chiedere ad altre persone che ancora non ci hanno votato di far parte di questo progetto. Non dobbiamo fare molto altro, non è semplicissimo, però penso che parlare di doversi inventare altro significa creare delle sovrastrutture che non ci servono. Penso che abbiamo pensato benissimo, una cosa bellissima, funzionale per le elezioni, che adesso abbiamo in mano e funziona benissimo, così com'è, funziona anche per il futuro. Quindi spero che saremo pronti, diciamo, per partire in maniera attiva. La mesa rimarrà, perché la mesa è il luogo in cui tutti diciamo, i soggetti, le componenti di Sardegna Possibile dialogano tra loro, diciamo, prendono anche le decisioni, decidono anche la linea politica di Sardegna Possibile, perché abbiamo bisogno di un luogo in cui si decide tutti insieme. Questo è uno strumento che c'è oggi e rimarrà anche nel futuro, no? nella nostra idea, perché come dicevano giustamente anche gli altri, comunque uno spazio politico, qualunque organizzazione senza delle regole condivise che possano garantire tutti e che debbano rispettare tutti, non si sopravvive. Io credo che abbiamo un futuro bellissimo davanti. Penso anche che appunto non ci dobbiamo inventare niente, dobbiamo lavorare molto. Questo dobbiamo fare. Grazie Valentina. Prospettive, Circolo Indipendentista Ugo Chavez. Grazie. Dunque, io acabou antes questionando dessa necessidade de se radicare in territórios e de creare dinâmicas de transformazione e mutamento sociali. E per fare questo, noi pensiamo che non si deve assolutamente scaresci del suo ruolo fondamentale e strategico de strumentos das comunidades in luta per la difesa del suo territorio in solo.
sta essi comitati locali. Per noi sarebbe possibile di entrare, di essere parti fondamentali imprescindibili dei comitati locali. Ed è per arrennesci a estendere esperienze virtuose che già due punti in Sardegna, come in questo caso di Arborea, ai territori su soggetti su occupazioni militari italiane in atto, commenti dunque in Tiolata, in Fogheso, in Arbus o in tutti i luoghi sottratti dalle comunità nostre. Poi fai questo, noi pensiamo che questa comunità di politica che è presente depidessi, commentando Valentina Puro, apertas a tutte le istanze, vinta sa gusta che non funti ancora apertamente e esplicitamente indipendentista. Ma in Augusto poi pensamos, come in circolo, che adesso in salute posta comunità nostra, posto territorio nostro, che femmine e uomini che funti in strada possibile e che santi da costare strada possibile, Santa Cattà che l'indipendentismo è l'unico strumento politico, economico, storico, culturale per l'ompi alla emancipazione della nazione nostra e del suo popolo nostro. E poi dopo aggiungi pure che si tocca da atturare pronto su avanti questa possibilità che il popolo sardo possa essere convocato antes del 2019 a si pronunciare del rinnovamento di un consiglio regionale assolutamente illegittimo e villo di una barriera elettorale del 10% che esiste scetti in sta Turchia del suo regime criminale di Erdogan che oggi massacrando le nazioni curda e finanziando i terroristi del Cina o Stato islamico. Questo fu un modello del patrioti italiano, del modello della gente che si sta guerrendo. Però in ogni caso non hai scompagno di progress che pensavo che potesse essere relativamente ottimista. Subentro della indipendenza è presente sì in tutta Europa, da nord a sud fino a est. Soltanto l'esempio della Scozia, che mancai gli indipendentisti a Pomoise fu firmato a suo 45%, tanto non è nulla. Comunque è stato un precedente fondamentale e unico in Europa occidentali. Su mese che entra adesso sul referendum consultivo su noi di Donnia Santo in Catalogna, che con ogni probabilità ad avere in mesi che vengono si arruga un processo che ad avere elezioni anticipate e a Salvini una dichiarazione unilaterale di indipendenza. E tra l'altro a questa iniziativa adesso è presente una delegazione del suo circolo nostro che ha portato il suo saluto e la solidarietà di Sardegna Possibili e della nazione sarda ai frati catalani e a questo processo democratico e libertario che può di avere su cambiare i novetti su benitori della nazione catalana, ma finza su benitori della nazione sarda. Grazie per questa attenzione e vinta la sua indipendenza. Grazie allora ai relatori. Abbiamo tempo, penso, per rispondere a qualche domanda, nel caso ci fosse da parte del pubblico, e poi sentiremo il saluto del segretario nazionale di Progress. Ricordo a tutti che è prevista la cena e poi lo spettacolo di Diablo. Se ci sono domande dal pubblico. Bene, allora lasciamo la parola a Gianluca Collu per i saluti finali di questa Dies de Vesta. Allora, sarò breve, quindi abbiamo tutti fame, quindi la facciamo proprio molto breve, vogliamo poi ascoltare il Diablo in concerto. Niente, mi fa piacere come sono andate questi 2 giorni, queste Dies de Festa, perché comunque, a parte che per un partito come il nostro non è mai facile organizzare al meglio una serie di dibattiti interessanti come questi.
e difatti voglio ringraziare in primis tutte le persone, tutti gli ospiti che ci hanno onorato, quindi con la loro presenza ci hanno dato la possibilità di confrontarci e di ascoltare soprattutto quelle che sono le esigenze, le aspirazioni, quindi ringrazio chiaramente Valentina, Federico, Fabrizio, Francisco che hanno dato vita a questo dibattito, ma ringrazio anche a tutti gli altri ospiti, a Daniela che hanno dato vita poc'anzi al dibattito sull'energia, e ringrazio anche a Laura, agli altri ospiti che hanno dato vita invece al dibattito di stamattina sull'economia, sulle start-up e quant'altro. Per noi, ripeto, non è mai facile fare una festa di 2 giorni. Se devo dare un ringraziamento particolare lo do quindi a tutti gli attivisti di Progress, a tutti i sostenitori che comunque si sono prestati e hanno fatto il massimo perché tutto questo girasse al meglio. Non è facile, quindi voglio ringraziare Massimeddu, Gabrielli per lo staff di Progress TV, voglio ringraziare un pochettino tutti, Bepi Murgia, Andrea Corda, ringrazio veramente tutti, anche quelli che magari adesso non sto citando. Atrus annus meus, Princesa Repubblica, grazie a tutti.